Allora, la live, la terapia di gruppo abbia inizio. Tutti pronti? Mazzarri, no, lo sapevo prima, già lo sapevo. Veramente mi ha letto il partito. Veramente. Allora, con la calma che ci contraddistingue, se mi volete vedere urlare c'è la reaction, perché in reaction ho urlato per due motivi però diversi. Il primo motivo è perché il primo tempo è uno dei più brutti che abbia mai visto, molli, mosci, senza voglia di aggredire l'avversario, senza far nulla, senza creare presupposti. È stata quell'occasione di Anghissà che vale come XG, attenzione agli XG, leggiamoli bene, vale come più di un rigore, quell'occasione di Anghissà. È proprio il male assoluto il primo tempo. Secondo tempo di nervi, di sempre con tensione, sempre con nervosismo. Abbiamo creato dei presupposti e lì urli perché tutti i tiri che sono finiti in bocca di Gregorio, tutti centrali, ci sono state occasioni per farcela, le occasioni di Kvara, quella di Gaetano, l'occasione di Zerbino, tutta una serie di situazioni su cui si potrà recriminare, si potrà creare una sorta di narrativa. La verità è che se Meret non para quel rigore, noi avevamo perso col Monza e sarebbe stata la sesta sconfitta da quando è entrato Mazzarri. 3 vittorie, 5 sconfitte e un pareggio che doveva arrivare prima e poi, un pareggio, e arriva contro un Monza che era in difficoltà e si è visto, perché è un Monza che viene da 2 sconfitte consecutive senza segnare, e quindi si sono messi là ad aspettare senza paura, senza grandi patemi d'animo, perché il Napoli non fa più paura a nessuno. Si viene a casa nostra, è terra di conquista, non c'è problema per nessuno, ti metti là, aspetti, se devi fare il fallo lo fai. Noi man mano che passano i minuti ci innervosiamo sempre di più e si vede nell'ultima scelta, si vede nelle reazioni che hanno i ragazzi su ogni fallo, le proteste, i gialli che volano, le espulsioni per Mazzarri. Vediamo di cosa si tratta. Cerco di leggere un pochino tutti voi, perché avete il diritto di dirmi la vostra e di sfogare anche. Il periodo, mamma mia, non so proprio come ne usciamo. Leggevo chi aveva detto illuminaci, e che ti illumino? Quello che abbiamo visto oggi li devi buttare via nel cestino tutti e 11-12 che ci stanno, e devi comprare, a gennaio dovresti comprare 20 giocatori, 20, perché questi qua sono logori, non escono da soli, non ne possono uscire da soli, non è arrivato un allenatore che li fa uscire dai problemi. Ce lo possiamo dire che Mazzarri non è stata la scelta che ha curato questa squadra? Si può dire adesso, penso che si può dire, con tutte le attenuanti, tutto quello che volete voi. Ma sì, Garzia è il male, Mazzarri non il bene. Permettetemi di essere chiaro sotto questo punto di vista. Li dovresti pigliare tutti e mandare via tutti. Mazzarri ci ha detto: ma quale rivoluzione di mercato? Con tutta l'onestà che lo contraddistingue, non si fanno le rivoluzioni. Però mi state dicendo, e le sto leggendo, che è prevista una conferenza che dovrebbe parlare De Laurentiis in conferenza stampa. Mi terrete aggiornato, perché devo stare qua per leggere tutti voi la cura Mazzarri. Esattamente.
Gazzarri, esatto, che mi venne così perché la fusione tra Garcia e Mazzarri. Temo che abbiamo fatto un errore ma tornare a prendere Mazzarri. Che ne pensi della formazione iniziale dei cambi effettuati da Mazzarri? Io penso che la formazione iniziale era nella logica delle cose. Io sto troppo male. Contemporaneamente l'unica cosa che mi fa stare più tranquillo, e io ho gli incubi di notte, voi dovete saperlo, gli amici abbonati lo sanno perché gli ho raccontato l'incubo che ho avuto un incubo con protagonista il Napoli, poi ve lo racconterò. C'ho gli incubi, però contemporaneamente io non vi dico stupidaggini, io ascolto. Perché voglio le conferenze? Perché ascoltando gli allenatori, per mazzo mio, è una questione di fortuna, io riesco a intuire delle piccole cose. Mazzarri non c'è bisogno nemmeno di intuirlo perché te lo dice chiaramente, ce lo ha detto chiaramente. C'è anche Zerbin, Lindstrom, forse magari vediamo la staffetta, ma attenzione, c'è Zerbin. Lobotka quello è un titolarissimo. Se Lobotka sta al 50% della forma, gioca e si gioca. E quindi la formazione per me non era un mistero. Io ho fatto il disegnino, l'ho preparato, l'ho messo sul mio telefono e l'ho postato appena ho avuto la conferma. Avrei potuto farlo anche ieri, perché era evidente che la formazione sarebbe stata questa. Contemporaneamente, perché ci sono delle defezioni, è chiaro, e le sappiamo tutte, le defezioni però vanno analizzate bene. Una è una defezione perché tu dici gli infortuni e vabbè. L'altra, la defezione del nervosismo, degli arbitri che ci vanno contro e quindi sono le espulsioni e gli squalificati. Poi c'è la defezione di mercato, perché Elmas magari era infortunato, ma come veniva da un infortunio Lobotka e come viene da un infortunio Lindstrom, probabilmente Elmas avrebbe, non lo possiamo sapere, però probabilmente, io ne sono convinto, lo dico come intuizione mia, Elmas probabilmente poteva andare in panchina, e invece tu hai deciso di vendertelo a mercato chiuso. E questa cosa non è nuova perché lo fece anche con Manolassi il Napoli. Ti vuoi liberare della gente? Prendi i soldi subito, via, non servi. Non serve Elmas perché è sempre panchinaro, non serve. Ci dobbiamo mettere in testa una cosa. Il Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto non solo perché Spalletti, perché Giuntoli, perché hai fatto degli investimenti importanti a lungo termine che ti hanno permesso di avere in panchina Raspadori, Simeone, avevi in panchina Lozano, avevi in panchina Elmas, avevi in panchina un Oliveira, se vuoi considerare Mario Rui titolare. Gente che se li cambia uno alla volta quando succedono le cose, la partita te la portano a casa. Nel caso di Raspadori, per esempio, ci sono stati dei gol fondamentali che hanno portato punti. Simeone idem, lo stesso Elmas quando ha dovuto sostituire Kvara. E secondo voi oggi, il Kvara di oggi non ha bisogno di un ricambio? Non c'ha bisogno di un ricambio Kvara, il mio giocatore preferito, io impazzisco per Kvara, va ricambiato, è nervoso, non ce l'ha, fa delle cose che non sono da lui, oppure è stata un'annata straordinaria l'anno scorso, li devi avere, non puoi pensare che ti va tutto bene e puntelli con dei giocatori che sono tutti da verificare. Nathan è tutto da verificare, Kajust è tutto da verificare, Lindstrom tutto da verificare. Lindstrom poi è un'altra questione. Lindstrom è un errore tattico. Lindstrom lo prendi al posto di Lozano. Lindstrom su quella fascia non ci sa stare, non è colpa sua. Poi di suo ci metti che in allenamento, se un Lindstrom esce dal fuoco e ti dimostra che rincorre gli avversari e vuole la sua chance, non gioca Zerbin, gioca Lindstrom. Se Lindstrom ti dà in allenamento, noi gli allenamenti non li vediamo, quindi possiamo solamente intuire. Errore doppio, società che prende Lindstrom al posto di Lozano, errore del ragazzo che non riesce a imporsi su due allenatori, perché se il problema era Garcia, adesso il problema è Mazzarri, o forse il ragazzo non è adatto in questa squadra e lo devi mettere in tutt'altro contesto. Quindi si deve partire da lì, poi dopo la gestione scellerata degli allenatori, poi dopo i ragazzi devono dare molto di più e le rincorse degli avversari, il gol facile che sbagli, tutta una serie di cose giustissime che dobbiamo analizzare, però si deve partire dai presupposti. Nell'anno sbagliato, esatto, sì, ma questo è chiarissimo, 3-4-2-1, dobbiamo cambiare faccia. Anche Spalletti a metà girone di ritorno iniziò a perdere colpi con questo assetto.
Giusto Antonio, giusto ricordare che nel finale del girone di ritorno, quando stavamo acciuffando gli ultimi punti per la matematica, giusto che si stava perdendo colpi, è giusto anche con Spalletti. Il cambiare faccia però richiede che De Laurentiis, il presidente della squadra, invece di dire ho preso Garcia per continuare il 4-3-3, ho preso Mazzarri perché mi ha assicurato che continua a fare il 4-3-3 e prendi delle decisioni in base a una fissazione che è venuta da De Laurentiis ma che viene perpetrata dalla stampa, perché quante volte lo abbiamo sentito dire l'unico vestito per questa squadra è il 4-3-3, non può, già il 4-2-3-1 dava fastidio a qualcuno, non può giocare con il 4-2-3-1 e invece tu devi essere flessibile, devi capire che a un certo punto se sei prevedibile, se ti hanno imparato, se non funziona, devi essere pronto a cambiare. Quante volte è stata fatta la domanda a Mazzarri? Mazzarri ti ha risposto no. Io mo sono arrivato con la cosa di fare il 4-3 e faccio il 4-3-3. Quindi si deve chiedere al presidente questa cosa, non agli allenatori, perché gli allenatori vengono pagati per fare un lavoro che si stabilisce al momento del contratto. A meno che non hai grandissima personalità, lo fai e quando lo fai poi te ne assumi la responsabilità. Noi abbiamo chiuso con Frustalupi in panchina, perché Frustalupi è il secondo di Mazzarri. Frustalupi, ve lo ricordate il suo percorso al Napoli Primavera? Ha perso più partite lui che... È chiaro, Valentino, è una domanda che viene spontanea, perché poi il ragazzo, vedi, gli incubi che mi perché mi viene l'incubo con Simeone protagonista? Perché non me lo spiego, perché non riesco ad accettarlo, che è un ragazzo che ci ha tolto le castagne dal fuoco più volte l'anno scorso, quando ti è mancato Simeone, e una volta lo puoi accettare, magari voglio giocare con il falso 9 perché ho tutti dei presupposti e dei meccanismi che funzionano benissimo e allora voglio usare raspatori, ma una volta la puoi avere una chance e invece no, così si avvilisce un giocatore e non è nemmeno giusto fare il calcolo dei 5 minuti più 4 minuti più 3 minuti e come deve fare un giocatore per incidere? Come può fare? E comunque è stato buttato dentro proprio tardissimo nella disperazione generale, senza un'idea. Lo perderemo anche Simeone sicuramente, perché è giusto che vadano via, perché finché poi si vince, e allora Simeone lo dice col sorriso, le ricordate le interviste, dice quando guardavo Osimhen e Kvara scambiare, parlavo con quelli in panchina, dice quando giochiamo noi? Col sorriso lo dici perché vinci uno scudetto a Napoli da eroe, dare il tuo contributo va bene, come Elmas, ma quando poi le cose non vanno bene, a quel punto tu cerchi di scappare il più lontano possibile per avere le tue chance. La carriera dei giocatori è breve. Esatto, gli innesti, perché poi io voglio sempre sapere, se ne va Elmas, chi viene, chi sta venendo al posto di Elmas, se ne va Simeone, chi viene, se ne va Zanoli, chi viene, Mazzocchi. Io sto vedendo che Mazzocchi, quelli vogliono 4 milioni e tu gliene dai 1,5. Hai individuato che ti piace. 4 milioni, lo ha detto De Laurentiis, per De Laurentiis, per il Napoli 3 milioni, 2 milioni non sono niente, per De Laurentiis ancora meno. Spendili questi 3 milioni e sistema la fascia, almeno così puoi dare anche un pochino di riposo a Di Lorenzo che lo stiamo distruggendo. Di Lorenzo è un altro che deve tirare il fiato, lo stiamo dicendo da troppi mesi, che non è un robot, che è un essere umano e va in difficoltà. Ed è giusto che vada in difficoltà. E come fai a prendertela con Di Lorenzo? Come fai a prendertela con Di Lorenzo? Arriva un momento in cui devi tirare il fiato, ti devi stare 2 o 3 giornate in panchina, a guardare i compagni, a dare un consiglio, ma non puoi sempre tirare la carretta da solo. Non puoi. E si è fatto in estate lo stesso errore dell'anno scorso. Si è fatto in estate. Mazzarri è arrivato per sistemare qui, non vedo il suo lavoro, continua a dire camminano in campo, Lindstrom nel mondo delle favole, ci vuole uno che sta sul pezzo in campo e si arrabbia con i giocatori, lui ha scelto Mazzarri ha scelto un'altra via che al momento sembra sbagliata, cioè la via del coccolarseli,
quando poi si chiede Osimhen si è fatto espellere, lui lo coccola e dice io non me la prendo con Osimhen perché con Politano, perché volevano dimostrare di vincere la partita, e invece questa scelta di coccolarseli non sta funzionando. Noi analizziamo quello che è. Non è una decisione a prescindere sbagliata, magari coccolarseli poteva essere una scelta giusta, però devi anche dare responsabilità a sta gente, e la responsabilità adesso è di Mazzarri. Mi si è annebbiato anche il pensiero. La cosa più triste è che ho smesso di aspettarmi partite belle e quasi mi sono arresa a questa schifezza. Ragazzi, speriamo nel buon inizio perché la fine gnè. Grazie mille sempre per il supporto e per il messaggio. Claudia, sempre grazie, sempre carinissima. È importante quello che dici, l'abitudine mi è ricapitato un reel della mia intervista Solo per la maglia dove parlo di Sarri e spiego che con Sarri noi in quel periodo io avevo ansia all'inizio di ogni partita, però nel momento in cui si fischiava all'inizio noi ci pigliavamo il pallone e io avevo la sicurezza, l'ansia del tifoso, ma quando il pallone cominciava a girare io avevo la sicurezza che il Napoli faceva la partita. Non c'erano avversari che riuscivano a darci fastidio nel nostro giro palla, nel nostro possesso, che mirava poi a creare dei presupposti, e i presupposti si creavano sempre. Adesso c'è l'abitudine c'è questa paura che ci stiamo abituando alla mediocrità. Ci stiamo abituando che se vediamo un paio di passaggi al limite dell'area e qualcuno che va al tiro, abbiamo quella cosa, ma forse si fa, e invece non è così, non ci possiamo abituare così, ci dobbiamo riabituare ad essere dominanti, a essere schiacciasassi, perché il Napoli nella lotta punto a punto, e vale per il campionato come vale per le partite, non fuoriesce vincitore. Il Napoli deve essere super dominante, deve essere una squadra che tu quando gira il pallone è talmente veloce, ci sono gli automatismi che funzionano talmente tanto, o c'è quella garra che si è vista l'anno scorso, anche la famosa vena. Se non è così ci prendono a schiaffi tutti dal primo all'ultimo. Fablo contro di te per sempre, basta, non c'è più nulla da dire. Dispiace solo per gli allenatori, per i ragazzi nuovi che sono arrivati in questo contesto, ma è solo colpa di Aurelio De Laurentiis. Sono 20 anni che lo dico, ci ha tolto dalla C, ma, e poi ho perso il finale del messaggio che recupero perché voglio leggerlo, e vi abbraccio tutti per stare con me e per il supporto. Vediamo se lo riesco a recuperare da qua. No? Come no? Non è uscito. Vabbè, però io so cosa intende, si capiva dall'inizio. Allora, cerco di leggere un po' più di messaggi perché siamo... Ti pareva la frecciatina di ADL a Gravina è arrivata? Ok, quindi state parlando di ADL. Datemi notizie perché mi arriveranno, ma insomma, non sappiamo più vincere. È proprio vero, Vincenzo. Porgo i miei sinceri auguri a tutta la squadra, divertitevi per Capodanno perché poi al rientro dovete giocare seriamente. Speriamo che ci sia una svolta, ma secondo me l'unica svolta in questo momento è mettere almeno due o tre giocatori nuovi di grande personalità, perché la tecnica non basta, la tecnica questi qua ce l'hanno, ma servono giocatori di grande personalità che riescono ad entrare in un contesto e subito imporsi sugli altri, perché gli altri adesso sono tutti mogi, testa bassa, non riescono a darsi forza l'uno con l'altro. Serve gente a centrocampo che che sta succedendo? Beh, via, forza, gente proprio tosta mentalmente. Serve gente tosta, non so quanto costano al mercato, ma servono più che giocatori, capito? Più che tatticamente in questo momento serve una personalità di ferro che non ha dimostrato Garcia, che non ha dimostrato Mazzarri, e che questi giocatori stanno perdendo, perché evidentemente il lavoro di Spalletti che ci ha portato a vincere non era solo un lavoro di campo e tattico, c'era un lavoro costante sulla testa. Spalletti stava in brandina, viveva a Castelvolturno, ogni secondo era un momento in cui dovevi parlare dei giocatori e tenerli sempre sul pezzo, perché non ci siamo abbassati finché non è arrivata la vittoria matematica, si è tenuto alto, si era capito che si poteva vincere solo così.
Quindi servono giocatori, e servono giocatori di grande personalità prima della tecnica. Io ho sempre idea da dire, lo ammetto, ma quest'anno diventa una bestia ogni volta che lo inquadrano. Ha detto che interverrà sul mercato e siamo al minimo sindacale. Quest'anno forse ci salviamo. Non è ironia, ma un dato di fatto. Le vittorie aiutano a vincere, le sconfitte abituano a perdere. È vero, è questa abitudine che è la paura mia. Servono 4-5 di qualità e una gestione migliore della società. Quali giocatori mi vengono in mente che hanno questa personalità? Gennaro, veramente non lo so, non te lo so dire, perché giocatori che vi sto descrivendo io non se ne vanno a gennaio e non sempre vengono a Napoli ad abbracciarsi una croce che perché se la dovrebbero abbracciare? Per farti un nome del passato è uno come Ibra, capito? Dato che il Napoli ci è andato anche vicino a prenderlo, e ricordate che stavamo in quel momento, all'epoca già era una delle idee per risolvere la cosa: metti Ibra nello spogliatoio, qualcosa cambia, e Ibra ce l'ha confermato più volte che lui era pronto per firmare praticamente, e poi il Napoli, decidendo di fare fuori Ancelotti, Ibra ma dove vado? Qua chissà che cosa succede, e bene ha fatto ed è rimasto dove è rimasto. Quindi se vi dico un giocatore alla Ibra, capite di quello che sto parlando, un giocatore che anche la sola presenza ti fa tremare le gambe. Purtroppo Mazzarri, se tu non ne puoi prendere di questi giocatori, serviva un allenatore con questa presenza, e non lo so se poteva essere Tudor, probabilmente sì, perché uno che si è visto anche nelle interviste, uno molto molto tosto, e probabilmente la scelta di Tudor poteva dare un tipo di atteggiamento, però anche lì abbiamo saputo che Tudor, insomma, ha detto fammi vedere prima la squadra, quale 4-3-3, fammi vedere la squadra e decido io se è la cosa migliore da fare, e anche lì non è stata cosa. Quindi noi vogliamo guardare al futuro, ma dobbiamo finirla questa stagione, non si può continuare a perdere punti per strada così, e se tu ne fai 27, facciamo che ne facciamo 30, li devi raddoppiare nel secondo girone, e non arrivi manco in Conference League. ADL1, è tutta colpa mia e chiedo scusa ai tifosi. Samagic, un buon giocatorino, non è quello che ti dico, non è quello che dico io. Non è quello che ti dico io. Palladino, ora sono in scadenza a giugno, ma sono concentrato su questa stagione, darò tutto me stesso per continuare a crescere insieme a loro. Giustamente si parla di Palladino per l'anno prossimo. Sono depresso, dai, stringiamoci intorno a un mi piace, lasciate un mi piace per me, se vi va, perché siamo tutti un pochino depressi. Guarda, Bonucci, sotto un certo punto di vista, come personalità, ti dico anche di sì. Il problema di Bonucci è che secondo me è scarso, veramente troppo scarso tecnicamente, perché lo metti lì, lo devi mettere al posto di un Rachmani, o lo devi mettere a sinistra, a fianco a Rachmani. Secondo me è troppo scarso, perché Bonucci ha creato il suo personaggio molto protetto quando giocava alla Juve. Appena è andato al Milan, e non parliamo di una squadretta, al Milan Bonucci un giocatore inguardabile. Torna alla Juve, funziona di nuovo tutto a posto. Va in Germania, non funziona. Adesso la Roma, saltato, non convince. Non è la soluzione per tutti i mali, però capisco se individuate questo personaggio, perché ne servirebbero 2 o 3 che hanno quella personalità lì. Non mi piace, figuratevi, non mi piace. Però 2 o 3 che hanno quella, che ne hanno viste di cose e sanno cosa dire. Allora, Gollini che si fa male, Sergio, Sergio, perché avevo letto Sergio Ramos. sì, gente così, che però non so se vuole venire a Napoli. Sì, Gollini sì, l'avevo letto che aveva avuto un problema, credo, alla caviglia, poi quando piove diluvia, si dice da me, forse pure in Italia, non lo so, però è sempre così, no? Quando le mazzate, questo si può vedere anche in altre squadre, anche nel Milan, perché il Milan è in grande crisi, poi arrivano gli infortuni uno dietro all'altro e sembra che si accanisce la sorte. È un po' così, tu la sorte te la devi chiamare
facendo scelte giuste, non essendo troppo ottimista. Quindi aggiungiamoci, non lo so che tipo di infortunio ha avuto Meret, ma con Gollini che si è fatto male, Nikita Contini. A Napoli potrebbe servire una figura di campo nella società, un po' come Maldini al Milan, Zaletti all'Inter, senza dubbio. Andrea, ne parliamo da una vita. All'epoca dicemmo Bagni perché ha quella garra, ha esperienza, conosce l'ambiente, come dicono tutti. Però è una figura che ADL non ha mai voluto prendere e non sappiamo se adesso in questo marasma generale si convince. ADL sta facendo il percorso inverso, invece di aggiungere figure in società è sempre più ADL centrico. Quindi è giusta la domanda, ma è una domanda che non dovremmo nemmeno porci più. Dobbiamo pensare che ADL non lo farà mai, perché via Spalletti, Garcia, yes man, via Giuntoli, prendi Meluso dopo. Quindi l'idea di ADL è quella, faccio tutto io, va benissimo, io ne capisco più di voi anche di tattica, come lui fa nella produzione dei film, dove dice qua inquadrate così, qua non ti fermare, qua, perché lui è proprio fatto così. Quindi l'idea che ADL adesso cambi e decida di mettere gente di campo e di delegare a loro certi meccanismi per tenere sotto controllo la situazione è un'idea folle che ci sorprenderebbe alla grande, che io darei qualsiasi cosa per vederlo succedere, ma non me lo aspetto, perché quando ci sono state le problematiche si è presentato ADL vicino Garcia per controllare tutto. È migliorata la situazione? Direi di no. Interverremo sul mercato. Gravina deve intervenire perché gli arbitri mi so buono, vabbè, non so buono, non lo so. Continuo del messaggio: ci hai salvato dalla C, ma hai vinto uno scudetto che non volevi vincere. ADL ha chiesto scusa ai tifosi, ha annunciato un centrocampista e un difensore. Avvilito io. Però è mai possibile che non si protesta mai, non si fa mai campanello? Stasera sembrava che il Monza stesse giocando in casa. Una squadra di bravi ragazzi va bene pure, ma così mi pare un po' troppo. Comprensibile il tuo messaggio, caro Massimo. Contemporaneamente io ti dico, se il capitano sta parlando e viene ammonito, si risponde quasi da solo, no? Anche quello devi saperlo fare, devi saper intimorire poi in gruppo, anche perché se intimorisci in gruppo non sanno manco chi ti devono ammonire. Sì, oramai questa è la questione. Vieni a casa nostra, tappeti rossi e fai quello che vuoi. Anche lì serve abitudine a farlo. Ci sono società che sono abituate, sto parlando di società, non di giocatori, società che sono abituate a farlo in un certo modo e con qualcuno riesce. Puoi fare focus Zielinski in analisi tattica. Per me ha campionato in campo stavolta zero grinta. Frank, sono d'accordo al 100%. Al 100%, caro Frank. Non mi è piaciuto proprio. Danzava sul pallone, chiara tecnica, non si perde. Cioè, figuriamo. Sempre bello da vedere, però non c'è quella voglia di andare, non c'è quella velocità di esecuzione, di pensiero che mi devo aspettare da Zielinski. Zielinski è quello che mi deve dare il di più, è quello che deve connettere il centrocampo con l'attacco, è assolutamente inesistente oggi, fantasma. Mentre per Kvara noi ci possiamo... Kvara fantasma contro la Roma. Però nella partita nello specifico oggi male sotto porta, però ha ricreato dei presupposti, li puntava agli avversari. Zielinski l'ho visto molto, molto arrendevole, tornare indietro. In un contesto, quando il gioco si fa duro, Zielinski smette di giocare, onestamente. Non me lo aspetto nemmeno da lui, tutto deve andare a meraviglia e Zielinski diventa un pittore. Se invece il problema è di fare la partita, di fare la lotta, non me lo aspetto nemmeno da lui, quindi è così. Walter Mazzari, quello che è successo con Kvara, per cui sono stato espulso, e Osimhen contro la Juventus. Fate vedere le cose, mandate le immagini, ogni tanto parliamo di cose più veritiere, se no poi uno si stanca. Sì, questo è chiaro, si era capito che lui puntava su questo. Contemporaneamente, quando vi ho detto, no, che Mazzarri ha scelto la linea morbida con i giocatori nel coccolarseli, anche qui tu vuoi proteggere il giocatore, vuoi cercare di farti sentire, però io nella reaction mi viene al momento, è una buffonata, perché tu devi stare in panchina e devi creare i presupposti e devi dare anche la tranquillità
ai giocatori, tu devi creare i presupposti tattici, poi se tu invece sconfini, entri fuori dall'area tecnica, entri in campo e vai a muso duro con giocatori e arbitro, ti fai espellere, alla prossima partita non ci sei. Questo che cosa significa? Che il Napoli senza Mazzarri in panchina perde? No, però non è una cosa buona. E quindi anche questo può comunicare nervosismo, può dare, non dico l'alibi ai giocatori, ma può dare l'esempio che in questo momento bisogna andare faccia a faccia con avversari e arbitri, e invece non è questa la soluzione. La soluzione è tornare a giocare a pallone. Sì, farsi rispettare, sì, ma se non ti rispettano, guarda che l'anno scorso non è che ci rispettavano, io questo ci tengo a dirlo. L'anno scorso pure sono successe delle cose, ma eravamo talmente più forti mentalmente. Spalletti stava dando il messaggio opposto a questo. Spalletti di arbitri non ha mai parlato, anche quando noi abbiamo detto Spalletti ma fessi no, dille le cose quando le vedi, dille quando vinciamo, perché lì noi non siamo tacciati di piangere, e quando vinciamo almeno dobbiamo dire però non ci state trattando bene. Spalletti niente, Spalletti davanti proprio verso l'obiettivo. Non ci sono infortuni che tengano, non ci sono arbitraggi che tengano. Spalletti viene espulso da Massa quando gli fai complimenti a fine partita, invece di fare polemiche Spalletti dice bravo, cioè, bravi, gli arbitri sono bravi, li dobbiamo aiutare. Spalletti ha detto ai ragazzi di non protestare. Quindi è un cortocircuito il passaggio da Spalletti a Mazzarri, clamoroso, clamorosissimo. Ed è difficile, io mi rendo conto anche per i ragazzi, fare questo passaggio mentale. Non puoi passare da Spalletti a un Mourinho, per capire, siamo agli opposti, mentre Mourinho in una società come la Roma, in una squadra come la Roma che punta da sempre alla lotta palla o gamba, la si trova perfettamente. Quindi questo è uno dei problemi. Quello che dici tu è un giocatore di esperienza che ha giocato in grande squadra, e ciò non fa per ADL, perché ricordiamo sempre che è un imprenditore e non un prenditore. Esattamente. C'è poca densità sulla tre quarti, non si attacca più tutti insieme, i centrocampisti si inghiozzano e non ci credono fino in fondo, dalla difesa all'attacco, troppa paura di prendere gol. Sì, e la paura di prendere gol però purtroppo viene da Mazzarri, perché Mazzarri anche nell'ultima conferenza stampa ha insistito e ha detto la cosa di non prendere imbarcate, di essere solidi, di non prendere contropiedi, e quando tu hai questa direttiva non lo vedrai mai, no? Le famose sovrapposizioni, gente che con coraggio va fino in fondo. Lo fai a metà come ha detto bene nella conferenza di pre-partita Italia Mele, fai le cose a metà, un po' parti dal basso, un po' lanci lungo, un po' ti butti dentro, un po' fai il pressing ma poi non lo fai perché hai paura dell'imbucata. Oramai siamo in paura e serve uno che ti dice fai così, anche se prendi 5 gol non fa niente, questa è la strada per andare avanti, fidati di me. Quando poi succede questo e arrivano i risultati, i giocatori si fidano, ecco l'allenatore credibile. Invece anche Garcia ha cercato di fare mezzo e mezzo, e lì è stato il problema. Il mezzo e mezzo non funziona perché sei poco credibile, e quando sei poco credibile i giocatori che non hanno una grande esperienza, ricordiamolo, vanno nel pallone e non ne esci più. 15esimi per punti fatti in casa, 11-9 partite, 3 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, stasera 50.000 tifosi, in trasferta siamo terzi con 17 punti su 27, inaccettabile. San Paolo, terra di conquista, senza dubbio, DP. Tra l'altro io insisto, credo che farò un video dedicato, uno short, e chiederò a tutta la community di farlo girare seriamente, perché io non ho contatti con gli ultra, io non conosco nessuno, io sto all'estero, io non ho idea. Però lo ritengo veramente un argomento importante. Noi scherziamo, prega per noi Don Raffaele, noi ci scherziamo su perché è giusto scherzarci, è il calcio, però è veramente insopportabile, e credo che a partire il tifo non cambia la squadra, di solito è la squadra che cambia il tifo, è la squadra che quando attacca il tifo si esalta. Il San Paolo Maradona non è quel tipo di tifoseria là che canta e che urla per tutta la cosa. Se non cantano gli ultra, gli altri stanno zitti perché si guardano la partita.
serve anche lì. Non sarebbe male fare una riunione con gli ultra, prendere qualcuno che se ne intende di ritmo e di melodie che possono dare un pochino la carica, perché prega per noi, Don Raffaele segna per noi, gonfia la rete, è una lagna senza proporzioni. E se stiamo già nella situazione in cui stiamo, di giocatori impauriti, di giocatori che non vengono spinti da allenatori, da società, da gente così, se stanno in grande difficoltà, ma il pubblico vuole dare il suo contributo oppure no? Senti? Fanno più casino i bambini qua giù. Ci tengo molto a questa cosa, penso che farò un video dedicato breve in modo tale che tutti potranno farlo girare senza prendere in giro nessuno, ma per arrivare a una soluzione, perché io ritengo che anche questo sia un fattore che non aiuta. Ma quelli tifosi erano quelli quando abbiamo vinto l'anno scorso, quindi non c'entra. Non si ragiona così. Quando anche si dice ma non serve la figura in società, l'anno scorso non c'era e abbiamo vinto, non si ragiona così, si ragiona quando ci sono le difficoltà che arrivano nel calcio, cercare delle soluzioni, non essere inchiodati in quello che ha funzionato una volta per caso, ma cercare di migliorare sempre. Esistono le figure in società e non sempre si vince, però mettiti al passo, fai tutto il possibile. Ecco, fai tutto il possibile. Nel fare tutto il possibile vorrei anche un tifo che veramente sostiene, che ti spinge, che incute timore agli avversari. Che timore hanno gli avversari di prega per noi, gonfia la rete? Che timore ti dà? Ci penserò e farò appena la lagna, esatto. Rossana, scusate l'ignoranza, ma che Rossana è uno scherzo, nel senso non so chi è stato il primo tra gli amici Bellini a trovare l'assonanza tra il coro che fanno i tifosi delle navi, segna per noi, gonfia la rete, e prega per noi Don Raffaele, perché sembra un'ora pro nobis, sembra un De Profundis, e quindi ci siamo immaginati questo Don Raffaele che deve pregare per noi e le cose non migliorano. 264 like, ma siamo il doppio in live, significa che devo ascoltare un messaggio vocale e che voi dovete mandare i like. È proprio così che funziona. Partiamo da allora, Time Paradox, amico mio, un minuto più un minuto, troppo, deve essere tutto serrato. Fabio Versatile, 1 minuto e 20, troppo lungo, devono essere di 30 secondi i messaggi, perché non posso stare per 2 minuti con il telefono così. Credetemi ragazzi, vi voglio ascoltare, cercate di fare un sunto del vostro pensiero in 30 secondi, altrimenti il ritmo della live cala e io preferisco perdere la voce piuttosto che far calare il ritmo della live. Dai, altrimenti vi devo mettere a per due sembrate le macchinette così. La canzone su Ciro non mi sembra proprio più il caso, caro amico mio, perché tutto deve avere un senso logico cronologicamente, altrimenti. Lo so che c'è molto da dire, figurati, però bisogna essere serrati. Guardatevi le partite del Frosinone, una bolcia, ritmo e tamburi. Nella conferenza DL ha detto: una persona per bene come Palladino non può essere espulsa in quel modo. Forse ha già chiuso qualche accordo, vabbè. Mi sembra proprio il caso di parlare di Palladino, di una persona per bene. Noto dei miglioramenti, solo che come dice Mazzarri, come dice anche Mazzarri, non c'è tutto quel tempo per andare a migliorare ogni singola cosa, viste le notevoli partite. Caro Edison, io i miglioramenti non li noto, io penso che ci siamo abituati alla mediocrità e quando vediamo un pochino, il famoso benino, forse meglio di male, ci siamo quasi 5,5, appena vediamo qualcosina di simpatico che ci avvicina al gol, diciamo che stiamo notando dei miglioramenti. Purtroppo io che guardo le partite al microscopio e dopo averle guardate 2 volte e dopo aver analizzato i numeri, mi dispiace, ma questi miglioramenti io non li vedo. Non ho la verità, non deposito la verità, però io miglioramenti non ne vedo, anzi da un certo punto di vista vedo dei peggioramenti. Non è colpa di Mazzarri, è colpa di chi ha messo Mazzarri là, perché Mazzarri non era la soluzione a nulla. Non è colpa di Mazzarri, è colpa di chi ha messo, di chi pensava che Mazzarri era la scelta giusta da mettere là per risollevare questa squadra. Vuol dire che non avevi capito quali erano i problemi di questa squadra.
Di conseguenza non è colpa di Mazzarri, è colpa di chi l'ha messo là. Non è colpa di Mazzarri, è colpa di quello che ha messo là. Mazzarri ha migliorato le cose? No, per me le ha peggiorate. Se vuoi analizzare i numeri, anche uno come Osimhen non è mai paragonato a Cavani, nemmeno a Mertens, attaccante, e forse nemmeno quando faceva là. Non ho capito. Non è mai paragonabile come numeri Cavani, nemmeno a Mertens, attaccante, forse nemmeno quando faceva l'ala. Non ho capito che c'entra l'analisi dei numeri con Osimhen. ADL in viaggio verso Dortmund per comprare il capo. Sì. Nemmeno te lo potevi tenere, Garcia, Seyman. Questo è importante che si capisca, che passi questo messaggio da parte mia. Poi non cambia niente se uno lo capisce o no, quello che è il mio pensiero. Però nemmeno te lo potevi tenere, perché lo hai delegittimato, perché lo hai insultato, perché non sei stato capace di proteggerlo al momento giusto. Sei andato a fare quello che faceva il preside col maestro supplente e andava cacciato, perché oramai i ragazzi non si fidavano più di Garcia. Garcia ha fatto tutta una serie di errori prima che sul campo di comunicazione, che non ha saputo prendersi con l'ambiente, con quelli che tirano i fili di come si mantiene il polso di una tifoseria, dell'ambiente, dei giocatori. È andata così, non te lo potevi tenere più e non lo puoi nemmeno richiamare, perché ci sono anche situazioni in cui i famosi mangia allenatori, i presidenti che hanno l'esonero facile, quando esonerano, invece di sputare addosso a quelli che hai comprato ed esonerato, ti tieni la possibilità. E invece no, ha detto io lo dovevo cacciare a Capodimonte, di conseguenza non lo puoi chiamare più perché hai detto che è un incompetente, hai detto che non ha guardato il Napoli, altra cosa falsa che insomma ne abbiamo parlato già, di conseguenza non hai nemmeno l'opzione, perché Mazzarri oggi ha portato via un punto, ma se avesse perso e stai a 6 sconfitte e 3 vittorie, non è un rullino da retrocessione con la squadra che viene dallo scudetto, non è un rullino da esonero, certo che lo è, ma non lo puoi fare perché non c'è più nessuno, perché chi altro chiami in questa squadra disastrata? Non lo puoi fare più. Quindi sì, andava fatto fuori per forza, il problema è sempre un passo indietro. Spalletti aveva fiutato la puzza di rilassamento generale, possibile, ma davanti alla puzza di rilassamento che è possibile che Spalletti aveva fiutato, o meglio, più che la puzza di rilassamento, secondo me Spalletti aveva capito che doveva far dare il massimo a questi giocatori a costo di spomparli, perché molti allenatori pure fanno così, no? Si parla di Conte è un altro che fa così, ti ammazza finché non hai più niente da dare e poi se ne va. Davanti io ci metto che lui non riusciva più a stare a Castelvolturno, non riusciva più a avere a che fare con ADL e si è visto negli ultimi incontri anche cordiali che ci sono stati tra Spalletti e ADL ai vari premi che il Napoli stava ricevendo e stava prendendo. Spalletti dice è un film horror stare con ADL, di conseguenza prima della puzza di rilassamento secondo me ho vinto, ciao, ti ringrazio, vi ringrazio, vi faccio il tatuaggio sempre nel mio cuore, però devo cambiare aria. Allora, vedo che sono arrivate un po' più brevi le ascoltiamo. Ciao amici bellini, quest'anno oltre allo stato fisico e mentale abbiamo anche gli arbitri contro. Anche stasera abbiamo visto uno scempio di arbitraggio, cartellini e espulsioni che mancano al Monza e cartellini troppo facili per noi. Mentalmente stiamo male perché reagiamo in continuazione e sotto porta si sbaglia tanto, però la colpa è sempre quella, la solita e unica. La colpa è di ADL che ha messo anche le sue colpe in conferenza stampa. Ciao amici bellini. Volevo fare un po' di analisi tattica sulla fase difensiva. Ti ascolto subito Fabio, ringrazio Davide, l'analisi è corretta. Vai, c'è stata paura, ma Zerbin scalava in difesa e Di Lorenzo saliva sulla linea dei centrocampisti e si accentrava spesso, non so se ci hai fatto caso. Una follia, perché poi Zerischi camminava, Lobotka pure non ha prestato molto perché comunque anche si è allargato per il fatto che Di Lorenzo saliva e rimanevano Cavara e il nulla, perché Raspadori basta e non lo voglio vedere più in questa squadra, ha finito, se ne andasse anche lui a gennaio.
Interessante da analizzare il momento di Di Lorenzo, perché anche lì secondo me si fa il mezzo e mezzo, e ci sono delle cose che puoi fare quando tutti gli automatismi funzionano, come fare il centrocampista aggiunto. Lo abbiamo esaltato il lavoro di Spalletti, però sono cose che non si possono improvvisare, e non vorrei che si stia lasciando un pochino al caso, al fai come ti ricordi, così, perché poi quando c'hai uno Zerbin, quando c'hai gente che non ha i meccanismi oliati, è difficile. Time paradox. Questa è una risposta per Davide. In realtà, caro Davide, ADL ha detto che si prende la responsabilità, che ha ammesso le sue colpe, ma non ha ammesso le sue colpe, perché poi dice però, e quel però cancella tutto quello che c'era prima. Ciao amici bellini. Allora, grazie per essere stato poi più sintetico. Sì, allora è importante questo, io poi lo dovrò riascoltare ADL, perché quando poi si leggono le dichiarazioni, pure io avevo letto che ADL ha detto che ha ammesso le sue colpe, ma non aveva ammesso proprio niente. Quando diceva, anzi aveva scaricato ancora di più, ha detto la colpa è di Garsì, la mia colpa è non averlo cacciato via a Capodimonte. È una frase di illogico, che non ti prendi responsabilità ma le scarichi a Garcia, e questo non c'è dubbio. Quindi rianalizzerò le parole di ADL di oggi per capire. Chiedere scusa ai tifosi già è un buon passo avanti, perché è importante farlo, e farà piacere a qualcuno che almeno aveva voglia di sentire queste parole da lui. A me interessa di più la soluzione. Qual è la soluzione? Perché chiedere scusa è un conto, ma poi tu chiedi effettivamente scusa quando dici cosa posso fare per rimediare, e questa è una cosa che non ho inventato io. Allora, di questo passo anche i tifosi più agguerriti molleranno, e sprofonderemo ancora una volta nella mediocrità. Cosa succederà a giugno? Domanda legittima. Il problema adesso è il mercato. Per quale allenatore lo fai? Perché sappiamo che i giocatori che andrebbero bene a chiunque non sono raggiungibili, quindi chi decide di prendere adesso? Giusto Lorenzo, perché tu se prendi giocatori buoni, i giocatori forti vanno bene per qualunque modulo e per qualunque allenatore. Faccio un esempio non so quanto calzante, però Çalhanoğlu è un giocatore forte. Çalhanoğlu giocava a mezzala, giocava un po' sottopunta, a volte giocava addirittura esterno sinistro in attacco. Çalhanoğlu funziona e non funziona nel 3-5-2, funzionava da mezzala, però Inzaghi se lo reinventa anche centrocampista centrale. La serve il giocatore forte, mentalizzato, che accetta anche di cambiare ruolo e di allontanarsi dalla porta. Uno con il tiro di Çalhanoğlu che si allontana dalla porta vuol dire che è proprio mentalizzato, che è forte mentalmente. E quindi anche se lo dai a Inzaghi, se lo dai a Conte, se lo dai a Tudor, Çalhanoğlu gioca probabilmente. Quindi fai bene a dire quelli che servono, che vanno bene a qualunque allenatore, sono difficilmente raggiungibili, specialmente a gennaio. Quindi questo è un grandissimo cortocircuito, un grandissimo problema per il Napoli, perché il Napoli deve comprare, ma deve comprare giustamente in funzione di quello che è il futuro. La speranza è che magari è Palladino, visto queste risposte di ADL, avendo Palladino il contratto in scadenza, magari si è deciso ad accettare questa cosa, già tu hai già strappato un sì o comunque un accenno di intesa, e allora tu sai, concordi, decidi. E spero che Meluso stia facendo proprio questo, cioè che stia individuando dei profili, e prima di affondare, ecco perché siamo lenti, perché magari tu prima di affrontare fai le telefonate a quei 2 o 3 allenatori che sono in preventivo, che sono magari nel computo, nella lista dei possibili allenatori che ti possono dire di sì, e chiedi: questo qua ti va bene l'anno prossimo? Lo deve fare il Napoli. Ecco l'unica giustificazione a una certa lentezza di mercato che il Napoli ha sempre avuto, che però quest'anno non ci possiamo permettere, perché siamo corti, teniamo tutti infortunati, qualificati, Coppa d'Africa, quindi non ci possiamo permettere di essere lenti. Altra difficoltà che non dovevi avere e che purtroppo hai. Che ne penso, Luis? Penso che la situazione è talmente grave, talmente ingarbugliata, che è giusto che parli. Spero che non abbia detto niente di assurdo. Mi state dicendo le dichiarazioni, sempre le solite frecciatine a Gravina, eccetera, eccetera. Voglio però analizzare le parole di ADL più nel profondo, ascoltandole con le mie orecchie, in modo tale da non fare errori di valutazione. Oltre a non saper più vincere, quest'anno non sappiamo più nemmeno perdere. È la terza partita di fila che non segniamo. Non sappiamo più perdere.
esce il discorso quello là, quando non puoi vincere è meglio non perdere. Non segnava, vabbè, la difficoltà a segnare si era capita. Sento puzza di New Era nell'aria. E voi? Buon anno ragazzi, non potrò seguire la live. Kvara forse rende meglio quando entra, ma tutti senza testa. Non lo so, Kvara rende meglio quando entra. No, perché Kvara è sempre titolare quando ha fatto gli sfaceli che doveva fare. Ma questo momento, tu devi analizzare giustamente il momento di Kvara, un Kvara nervosissimo, un Kvara che sente sulle sue spalle, specialmente in una partita come questa dove non hai Osimhen, non hai il tuo partner, non c'è nemmeno Politano che stava facendo comunque molto bene, stava facendo pure meglio di Kvara, e ha sentito sulle sue spalle il peso dell'attacco. E Raspadori è un altro che è un bravo ragazzo che ha sicuramente grandi possibilità, ma che è troppo giovane, sono tutti troppo giovani per prendersi la squadra sulle spalle. E seguite me, non vi preoccupate, si può fare, si fa, tecnicamente hai le possibilità per farlo, poi viene meno sotto porta, non c'è nulla da fare. Bisognerebbe puntare con decisione Thiago Motta e rifondare la squadra, magari prendendo Zirkzee. Caro Carmine, lo dicono tutti, quando lo dicono tutti ci puoi togliere il pensiero per due motivi semplici. Zirkzee lo dovevi prendere l'anno scorso, se non 2 anni fa, perché se ne sono accorti tutti del talento di Zirkzee. Clausola di 40 milioni, Bayern di Monaco che ha l'opzione per riprenderselo a 20, una cosa del genere, quindi possono anche riprenderselo e venderlo a 60 se vogliono farlo. Se ne sono accorti in tanti. Se il Napoli se ne è accorto in tempo e l'ha opzionato, è un conto. Per quanto riguarda Thiago Motta, già ti ha detto di no una volta, con motivazioni varie, non lo so, non credo che ti dirà di sì la prossima. Oramai Thiago Motta è lanciato verso società un po' più strutturate che possono puntare su Thiago Motta, che sta facendo delle cose straordinarie con il Bologna. Anche oggi non fischiato un rigore contro l'Inter, leggevo che stanno 1-1, voi mi potete anche incalzare, anche se ci riguarda veramente poco, capire se l'Inter perde terreno contro il Genoa favorendo la Juve oppure no. Ma intanto siamo Arnautovic al 42esimo e Dragusin al 52esimo del primo tempo, quindi praticamente con molto recupero. Dragusin, qualcuno l'aveva scritto, dice allora toglilo dalle cose di mercato. Anche quello è un'idea strana, tu dici, quello è buono Dragusin. No, molto prima. Ho ascoltato il presidente, le sue parole sono inequivocabili e quindi senza nessuna interpretazione personale. Ha detto che la colpa è sua, che siamo in questa situazione, solo sua e non di altri. Va bene. E adesso serve il secondo step. La colpa è mia, benissimo, ne usciamo così, facendo così. E in questo momento lui ha individuato nel mercato. E vediamo, perché è l'unica cosa che si può fare. Non puoi esonerare un altro allenatore, sarebbe una follia, e non puoi aspettarti che senza far niente questa squadra ne esce da sola. Non ne esce da sola, bisogna fare qualcosa di importante. Non mi va di tediarvi con i racconti, ma quando tornerò dalla Supercoppa in Arabia Saudita, quando intorno al 24-25 gennaio ci vediamo sul mare, ci facciamo una bella cena tutti, vi racconto il mio pun. Non so, queste se sono ancora parole di ADL, potrebbe essere, non lo so. Non lo so, vediamo. Ti interessa poco una squadra con 163 milioni di patrimonio netto negativo, altre società falliscono? Non so anche questo a cosa si riferisce, può essere pure che state parlando tra di voi. Si parla di attacco inesistente per centrocampo e slegato, le palle non si servono solo sulle fasce. È giusto, il centrocampo è il fulcro principale che deve far girare tutto, sono d'accordo. Sono parole sue, benissimo. Allora se ne parla a fine gennaio davanti al mare. Ah no, qua ti dici sono parole di ADL, vabbè, allora vedo che devo sentirle di mio pugno. Se lo dimenticate per fare uno show. Mi sa che ai Kvaradone e agli Osimhen non stiamo dando le responsabilità che secondo me meriterebbero. Caro Francesco, lo ripetiamo, ogni 3 messaggi lo ripetiamo. Questa è una cosa che avevo detto quando avevano cacciato Garcia. In questo momento i ragazzi hanno la possibilità di dimostrare che il problema era Garcia. I ragazzi hanno la possibilità di dimostrare che il problema era Garcia.
Quindi non diamo troppi alibi ai ragazzi, perché sennò si adagiano, vedono tutto il problema così, non lottano per entrare al quarto posto, perché non lottano solamente se devono vincere lo scudetto. E quindi lo abbiamo detto. Contemporaneamente però li devi mettere in condizione, e nessuno li ha messi in condizione. Se sono gli stessi ragazzi dell'anno scorso, vuol dire che una formula per metterli in condizione c'è. Non vinci il campionato di 20 punti, ma non fai nemmeno uno scatafascio del genere. E le condizioni in questo momento non ci sono. Non ci sono. Le colpe ce le hanno i ragazzi, è inutile, nessuno li difenderà a spada tratta solo perché ci hanno fatto vincere lo scudetto. Non sono io quello che... No, i ragazzi non hanno nessuna colpa, solo ADL, oppure solamente Mazzarri così. No, i ragazzi hanno le loro colpe, senza dubbio. Però non voglio nemmeno sentire è solo colpa di Gaetano che l'ha tirata addosso al portiere, o è solo colpa di Zerbin che l'ha messa là, perché come si arriva a far giocare Gaetano e Zerbin? È chiaro? Intendevo dire Kvara quando si accentra più spesso. Ah, ok. Aspetta, fammi recuperare così faccio. Kvara rendimento quando entra. Ok, benissimo. Quando si accentra rende meglio. È chiaro perché cerca Carotore, cerca di scompaginare, cerca di portarsi via l'uomo appresso, però Palladino l'ha studiata bene, la sua difesa a 3, quando ti accentri ne trovi altri 2, perché ti fai seguire dal braccetto, poi vieni stretto dai 2 centrocampisti e dal centrale che esce fuori. Non è facile, lo andiamo trovando da Kvara, ma serve molto altro. Kvara avrà le sue responsabilità sicuramente, ma è il più giovane della cucciolata, ma da chi lo volete? E anche il rinnovo di Osimhen, secondo voi nello spogliatoio fa bene? Ragioniamoci senza dare sentenze, ma secondo voi un giocatore che comunque poi dopo inopinatamente si fa espellere e si prende anche il premio di andarsene in Coppa d'Africa, di andarsi a festeggiare il compleanno, perché si è andato a festeggiare il compleanno in anticipo con gli amici suoi e i parenti suoi. Secondo voi quelli che sono rimasti a casa a lavorare, a sgobbare e a preparare questa partita, secondo voi sono contenti? Niente di meno, pigliate pure l'aumento. Io prendo 1 milione, tu ne prendi 10 e deve essere colpa mia. Quando si cercano le responsabilità, anche quello va tenuto un pochino in considerazione. Poi allontanandosi dalla vetta, credendosi campioni, non vedono l'ora di andarsene in altri lidi. Finalmente qualcuno che ha la vera linea di pensiero su Osimhen espulso col premio d'Africa a festeggiare. No, ma perché io dico che non lo fa apposta, voglio essere chiaro. Secondo me non lo ha fatto apposta a farsi espellere. Quello è il momento della partita. Guardate il finale, è difficile perché non si trovano le immagini. Se non l'avete guardata in televisione, io mentre finisce la partita, ok? Passo il file sull'altro computer per fare l'editing e posso guardare il finale della partita. Il finale della partita non compare negli highlights, non compare nei replay della partita, il finale della partita sparisce e il finale della partita è un altro momento dove vedi delle cose e capisci delle cose. Vedi i giocatori che sono tristi, che vanno ad applaudire il pubblico, che chiedono praticamente scusa a testa bassa, e vedi anche come giocatori che nel momento della partita se le danno di tutta ragione si azzuffano, un Mario Rui, lo stesso Kvara, Akpak Pro grandi provocatori che ti hanno dato fastidio per tutta la partita. Finisce la partita, si abbracciano, c'è grande fair play a fine partita, non c'è ancora, perché quando la partita è finita, l'adrenalina finisce, il professionista riconosce il professionista, ce la siamo date di sante ragioni, benissimo, andiamo a cena. Questo me lo traslo anche nell'adrenalina della partita, dove Osimhen in quel momento vuole prendere palla, vuole far fallo, vuole prendere palla per andare a segnare. In quel momento sono sicuro al 110% che Osimhen non si vuole fare espellere. Però che tu vieni espulso e vieni anche premiato dalla società, vai tranquillo, in accordo con la società. Già il fatto della Coppa d'Africa ci va in testa perché lo perdi così.
io ascoltavo Paolo Del Genio che diceva tu avevi la possibilità probabilmente di giocare col Torino se la Nigeria il primo allenamento lo fa dopo il Torino. Questo non lo so, non ho visto i calendari, non lo so se era fattibile, ma addirittura mandarlo. Fatti gli allenamenti e fai l'ultimo allenamento con Rachmani, così tieni Rachmani bello in forma, che si deve marcare Osimhen in allenamento e non si deve marcare Simeone che non ci avrà la garra perché già sa di non giocare più. Fatti l'allenamento con noi e poi te ne vai in Coppa d'Africa, ti fai il compleanno, te lo fai con noi e davi anche a Mazzarri la possibilità di dire era pure il compleanno di Osimhen. Ci vuole memoria nel calcio. Ci vuole memoria. Quando impareremo a non affezionarci ai calciatori, se ne fregano del Napoli e dei tifosi, prendete Osimhen e gioca solo per se stesso. È naturale che il tifoso poi reagisce così. Poi ci aggiungo, visto che io sono stato quello che ha difeso Osimhen, che mi sono fatto un video in inglese in difesa, tutta la questione del TikTok eccetera eccetera, cosa evitabile, cosa che andava evitata visto il momento, e infatti tutto a scatafascio è andato a finire. Io ho difeso Osimhen quando c'è da difendere, quando c'è da capire il momento e la sensibilità di ognuno. Lui che risponde al tweet dove fanno vieni al Chelsea e lui tanti auguri, vieni al Chelsea e fa con le manine così col cuoricino. Caro Osimhen, era evitabile fare il cuoricino alla foto tua da bambino con la maglia del Chelsea. Poi ci andrai, nessuno ha creduto che il tuo rinnovo era per stare con noi fino al 2026. È chiaro che ci andrai, è chiaro che andrai nella prima squadra di Premier che ha intenzione di spendere i soldi. Ma attenzione, perché sei un giocatore problematico e non so quanti top club hanno intenzione di spendere quei soldi per un giocatore che fuori dal campo, oltre che nel campo perché tende a infortuni è un giocatore problematico che si porta appresso una serie di problemi di carattere, di ambiente che lo circonda, di Coppa d'Africa. Giocatore problematico. Attenzione, ci sono squadre che hanno scelto di non prendere Cavani, nonostante fosse un mostro, fosse una bestia, perché aveva delle piccole problematiche fuori dal campo. Quindi attenzione a scegliere di fare sempre i meme, a scegliere di utilizzare i social come li utilizzi, perché è capace che la tua carriera, che potrebbe essere da Real Madrid, potrebbe essere da grande squadra, è capace che la tua carriera finisce da essere da PSG, che può essere anche una scelta onorabilissima, perché comunque si va, si vince, si guadagna bene, si vive bene a Parigi, tutto quello che vuoi tu. Ma potresti non arrivare alle vette che il tuo fisico, che le sue possibilità fisiche ti potrebbero permettere in un calcio di oggi che vive sempre più di fisicità e sempre meno di tecnica. Avresti potuto fare la voce grossa, arrivi ottavo al pallone d'oro. Uno come Osimhen non dovrebbe arrivare così alto, e invece, visto che il calcio peggiora sempre a livello di tecnica, un giocatore con quelle possibilità è capace che fa la differenza. Ma stai attento. No, non me ne frega niente dell'italiano. No, Massimo, di imparare l'italiano non me ne frega niente. Siamo noi che dobbiamo parlare l'inglese, onestamente. Sotto questo punto di vista non mi interessa. È chiaro che fa più piacere, vivi in Italia, ti viene anche la voglia di imparare, di esprimerti in un certo modo, di capire di cosa stanno parlando intorno a te, è chiaro, verrebbe spontaneo a chiunque. Io qui subito volevo inserirmi nel parlare la lingua della terra dove sto per capire bene, per esprimermi meglio, per capire tutte le sfumature. È chiaro che tu te lo aspetti, ma a me non interessa nemmeno questo. Sono altre problematiche che lo fanno diventare non un top ai miei occhi. We knew that this year was gonna be a rough year. Rough. Gioia e Smadonna a go-go, ma forza Napoli sempre, caro Alessio, sempre, è chiaro. You understand nothing inside Bellingham plays in Real, he didn't have good stats in Dortmund, Kvara plays with second sort of teammates where he can double and triple. Vabbè, state parlando tra di voi, mi fa piacere, parlatene anche tra di voi. Questa è una frecciatina abbastanza severa, c'ha un inglese tutto suo, però è uno che da giovane ha imparato il tedesco, è andato in Francia, c'ha l'inglese che gli serve per andare avanti
per capire le domande in inglese e per rispondere in inglese. Poi ci avrà il suo accento e il suo slang, ma va bene così. Amsic e Meg parlano un ottimo italiano, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Rigore per il Frosinone, mi sa, stanno al VAR. Mi fa piacere che mi tenete anche aggiornato. Nel frattempo la Fiorentina ha vinto, eh? Ah, io non l'avevo vista questa cosa. Fiorentina ha vinto col Torino. Mamma mia quante squadre. Mamma mia quante squadre davanti. Ranieri su assist di Coyote. Lazio Frosinone dici tu. Prima almeno non ci fa superare la Lazio. Ci sono giocatori e giocatori. CR7 grazie ed è lì che comincia a studiare al secondo giorno in Italia. Esatto, vedi, a me mi interessa meno il discorso della lingua e mi interessa più il costrutto della vita da atleta che devi vivere. Ci voleva uno come Sabatini in questo momento, uno che di calcio sa, ma ovviamente figura troppo ingombrante che coprirebbe il suo smisurato ego. Sabatini è stato molto chiaro in conferenza quando ha detto su Mazzocchi, ha detto sì, Mazzocchi, però De Laurentiis non può nemmeno mortificarci con un'offerta di 1 milione, cioè non ne costerà 20 Mazzocchi come magari vorrebbe far capire Sabatini, perché lui porta avanti, io l'ho portato qua, è andato nel giro della nazionale, vabbè, un giocatore che ha avuto un momento positivo, poi vuoi sottolineare la partita contro Leao, va benissimo, un giocatore che sicuramente si impegna e darà il massimo e ci può stare benissimo come vice di Lorenzo. Non ne varrà 20, ma ne varrà 5, ne varrà, penso di sì, 5, 4, e se il Napoli non vuole arrivare nemmeno a 4 vuol dire che ci sono altri discorsi, che sono discorsi che riguardano i procuratori, altri tipi di dinamiche che noi non possiamo mai conoscere fino in fondo e che riusciamo a capire solo ogni tanto quando almeno parlano gli allenatori. Garcia non mi starà simpatico mai, perché non mi piaceva quando è stato comprato, mi era piaciucchiato un pochino in conferenza all'inizio, poi non mi è piaciuto, ma c'è una cosa che di Garcia io ricorderò per sempre: gli infortuni di mercato. Garcia ci ha dato una cosa che nel calcio non si dice, si fa sempre finta, si cerca di mettere a tacere gli infortuni di mercato. Tu poi, se vuoi diventare veramente mio simpatico a me, tu gli infortuni di mercato non li tolleri e dici se Lozano mi serve, lo faccio giocare. Però era precampionato, vabbè. Evidentemente, se tu sei arrivato e hai detto se il presidente vuole che io arrivo in finale di Champions, vuol dire che è ambizioso e mi metterà a disposizione una squadra che può arrivare in finale di Champions. Lozano, a Garcia Lozano faceva comodo, soprattutto per il gioco un po' più verticale che voleva fare Garcia. Lozano a Garcia faceva super comodo, perché chi faceva comodo a Garcia quando stava nella Roma, che andava molto bene? Cervigno, e potevi anche reinventarti un Raspadori alla Totti con le dovute proporzioni, ovviamente. Forse un Lozano faceva comodo, e invece è stato deciso che non va bene. L'ambizione poi dov'è? Invece di prendere uno che sostituisce Lozano e che dà il rifiato a Politano quando Politano perde la testa, non ti prendi a Lindstrom perché era l'occasione che tenevi questi 25 milioni che altrimenti ne pagavi di tasse, perché così è andata la timeline la dovete ricordare bene. Zielinski in Arabia, mi prendo Veiga, c'ho questo tesoretto che devo fare. Zielinski non va. Per Veiga tu dici a questo punto stai alle scelte mie, te lo voglio pagare a rate, arriva l'Arabia, si prendono a Veiga. Caspita, io mo c'ho questi soldi, se non spendo questi soldi li spendo di tasse, perché abbiamo fatto la ricostruzione. Voi avete la fortuna che io mi sono messo là per giorni con la ricostruzione dei bilanci e di tutte le cose, e abbiamo stabilito, per un'intuizione mia che potrebbe essere falsa, che De Laurentiis non sapeva di vincere, non era programmato per l'anno scorso, è capitato l'anno scorso, ma De Laurentiis gli investimenti li ha spalmati su quest'anno, perché quando prendi Raspadori lo prendi in prestito e poi paghi il resto dei soldi l'anno prossimo. Quindi l'idea era sfruttare Giuntoli
facendo il mercato bello che ha fatto il mercato l'anno scorso il Napoli. Sfrutti Giuntoli che già sai che se ne vuole andare, perché lo sai, non potete farmi pensare che tu non lo sapevi, che si sa, tant'è vero che poi De Laurentiis lo dice, si è messo in branda, quindi ti scappano le verità, lo sai già che Giuntoli te ne va, magari non pensi che Spalletti ne ha le scatole piene, magari puoi pensare faccio i 3 anni, perché 3 anni è il percorso dove poi arrivi al massimo possibile, come è stato con Sarri. Quindi ha tutta una logica se voi unite i puntini bene. Spendo un po' di più, sostituisco Petagna con Simeone e Raspadori, perché è una cosa che dal Napoli non ti aspetti. Se Kvara non funziona, c'ho altre soluzioni come Raspadori là, aggiungo pure un Dombele che magari fa numero, Kim che va benissimo, mercato importante, lo sfrutti perché sfrutti Giuntoli e pensavi di vincere quest'anno, invece hai anticipato, ti sei trovato tutto scombussolato e adesso ti sei trovato con questo tesoretto che hai speso per Lindstrom perché stava sul taccuino, che è un giocatore di talento che sicuramente andava preso a quelle cifre, ma che tecnicamente, tatticamente non ti serviva per sostituire Lozano. E sarà colpa di Mazzarri, sarà colpa di Lindstrom, sarà colpa di Garcia. Non funziona, quei pochi minuti che ha avuto non funziona, fa delle cose in campo che non ci azzeccano con il ruolo suo. Dovete unirli i puntini. Se unite i puntini il quadro vi è talmente chiaro, se unite i puntini e chiudete le orecchie, non ascoltate quelli che vi dicono il Napoli sta pigliando, è talmente chiaro il quadro che siete meno sorpresi, e quando siete meno sorpresi affrontate le delusioni e le difficoltà con un pochino più di calma, veramente. Anche io ho studiato diritto pubblico, ma non per questo faccio parte della Corte Costituzionale. Luigi, questo è quello che vi avevo detto quando tutti dicevano quello Mazzarri ha studiato. Ha studiato. Pure io, ho studiato. Quindi il rigore Sule. Lazio e Svante. Pensa che la Lazio come sta inguaiato pure loro. Una cosa bella, sì. Il Napoli senza figure societarie, Giuntoli crolla, stranamente. La Lazio lascia andare Iglitare e pure crolla. Interessante. Interessante anche questo sicuramente. Non è strettamente collegato, come dicevo anche prima, perché ci sono anche annate in cui ti va male nonostante hai la figura societaria. Però averla nei momenti di difficoltà probabilmente aiuta quando ne devi uscire. Avere gente di calcio che quando tu ti rivolgi ne hanno viste qualcuna in più e sanno come uscirne, almeno ci provano. Se invece il paragone è interessante perché lo Tito De Laurentiis è un paragone che si fa spesso, guarda caso i due, uno dei pochi presidenti italiani rimasti con la doppia proprietà, che hanno le difficoltà, entrambi tacciati di essere un pochino sparagnini. Io non capisco come mai abbiamo un attaccante di loro, non lo facciamo giocare proprio Simeone, lui riesce a fare reparto da solo. Non solo riesce a fare reparto da solo, ma ad un certo punto, se le cose non vanno, tu puoi anche decidere di affiancarlo a Simeone un pochino prima. Quando è entrato Simeone? Simeone è entrato all'85esimo, Angela, non al 75esimo, all'85esimo. All'85esimo. Che deve fare sto ragazzo? Posso tornare sull'argomento di prima? Un giorno all'improvviso ce lo hanno replicato anche all'Estico, era ritmico e veniva cantato tutto lo stadio. Il segno per noi sono ultra. Sì, è così, è un discorso importante. Esatto, Angela, 85esimo. A me non piace quando toccano i riferimenti. No, ma hai ragione, è anche questa una cosa abbastanza inspiegabile. Mazzarri ti dirà, non lo so se lo ha detto, comunque siamo arrivati in porta, vuol dire che il modulo andava bene, che avevo visto bene gli automatismi. Io dico che a un certo punto il Monza mi sembrava comodo nel difendere, non mi sembravano impauriti. Poi qualche pallone è passato, è chiaro, se fai l'1-2 veloce e Kvara Raspadori il pallone passa. Per aggiungere un'arma un pochino in più, visto che il Monza non è che ti stava creando tantissimo, ti stavano aspettando, secondo me si poteva fare. Poi il senno di poi non ce l'abbiamo.
Se questi calciatori erano davvero così forti, come ha detto ADL, possono fare a meno dell'allenatore. Balle, tante balle in tutti i sensi, senza dubbio, senza dubbio. È così, perché se poi diamo le responsabilità ai giocatori che se le devono prendere, vuol dire che andavano allenati, e quindi non vuol dire che tu puoi dire lo puoi allenare anche tu. Questa squadra è talmente forte. È lì l'equivoco maggiore, l'equivoco più grave, l'errore di base che si è fatto, essere convinti che andava bene chiunque perché avevi fatto una squadra talmente forte che si allena da sola. Oggi abbiamo avuto la conferma ancora una volta che questa squadra non si allena da sola. Questa squadra va allenata, va seguita, va stimolata, va pungolata, va anche cazziata, perché ricordiamocele quante cazziate faceva Spalletti. Poi quando li doveva coccolare li coccolava, nel post partita, nel pre partita, aveva parole che sapevano toccare l'anima di questi ragazzi, ma andavano allenati, andavano tenuti in grande tensione positiva. E non è così. E non è così. Non vedo via d'uscita, bisogna pensare all'anno prossimo, ci vuole una figura tecnica con le mani libere sul mercato e che non debba perdere tempo per 2 nucelle di sconto sui cartellini. Esatto. Quindi è giusto quello che dici, la figura tecnica, prima ancora, figura tecnica che sappia essere un direttore sportivo, un direttore generale, prima ancora della figura dell'allenatore. Ma vediamo cosa ne pensa Guido Gentile. Scusa Valerio, stavo studiando. Che cos'era? Che libro? Non ho perso che libro era. Kubrick, l'archivio. Vabbè. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare gli Spazzacamini. Sì. Se sbaglio l'avevi salutato già, i Spazzacamini. Non so se è un ritorno. Ma c'è una ragione. Non c'è bisogno di dirlo. Sì. C'è una ragione molto... Sì. Cancaminin. Molto Mary Poppins, molto. Esatto. Allora, un Napoli dominante, un San Paolo strapieno. Da spettacolo per 97 minuti e lancia la sua sfida alla Lazio. Non sono credibile, no? No. riprova. 3 notizie buone. La prima, ci salveremo, quindi siamo sereni. Ok. La seconda notizia, è bellissimo vedere lo stadio pieno quando si lotta per nulla, perché non stiamo lottando per nulla. Sì. La terza notizia buona è che Meret, su cui insomma ci sono questi 2 schieramenti di chi proprio in maniera pomposa lo esalta oltremodo, pure se ritira la posta del vicino di casa, e chi è il peggiore del mondo, questa contrapposizione, ma tra l'altro tipica italiana di Guelfi, Ghibellini, stucchevole. Non tanto per il rigore parato, perché quasi da un ufficio inchiesta il rigore che gli hanno tirato, perché lui era già a terra, però dimostra una grande serietà. Meret quest'anno non ha avuto l'evoluzione, anzi ha avuto un inizio di stagione zoppicante, però ne sta uscendo fuori solo perché il portiere è un ruolo solitario rispetto e ne sta uscendo bene passo dopo passo, e sono segnali importanti. Cioè senza l'esaltazione di troppi colleghi e senza nemmeno c'è scalzo, è un caso, e adesso sono 3 partite di seguito dove fa poche cose, come capita per le grandi squadre, ma tutte giuste. È vero, fa la parata sul suo palo chiudendo le gambe, che la dobbiamo ricordare. Dobbiamo dirlo. Per il resto 30 minuti di incubo, proprio un Napoli non c'era in campo, addirittura per 6-4 minuti di seguito azioni ci hanno palleggiato in testa, poi un finale di primo tempo interessante, nulla di che, secondo tempo buone intenzioni, però per correttezza non nei confronti tuoi, non nei confronti delle amiche belline, non nei confronti dei tifosi, dei colleghi, che poi ti racconto un aneddoto troppo divertente, ma degli avversari, no? Che ovviamente godranno e verranno a sfotterci, così come elencavo tutta la serie infinita di numeri. È giusto dire, perché partiamo da quelli per un'analisi un po' più completa, che siamo arrivati a 19 punti meno della stagione scorsa,
che vinta per distacco, è giusto ricordarlo, che sono un campionato, non sappiamo adesso quanti punti dalla vetta, abbiamo segnato solo 28 gol, ti sto mandando qualcosa di carino, con Mazzarri tra l'altro non segniamo, Valerio, non segniamo perché tu pensa Juventus, Frosinone in casa, Roma e Monza in casa, Napoli non ha fatto un gol, con tutto che colleghi c'è il miglioramento, vede il miglioramento, e io ti dissi subito privatamente dopo la partita della Juve, ho detto sono molto preoccupato e non lo sono stato mai in questi anni. Il Napoli è un disastro in difesa, ma per gli arbitri, perché abbiamo un problema arbitrale enorme. L'arbitraggio di oggi è scandaloso. Non perché ci sono rigori, il rigore è un rigore strano perché il braccio è un po' largo, non è né tantissimo largo da dire, ma perché, insomma, no? E né totalmente attaccato al corpo, è giusto darlo. Però Kvara è stato mazzulato, addirittura Kvara va espulso. Cioè, se tu hai espulso Spalletti per un applauso, ha avuto la stessa poi mezza reazione di Politano, è chiaro. Molto di più prolungata, perché proprio si è arrabbiato, non ce la fa più sto ragazzo, si vede che c'è una caccia all'uomo, ma andavano espulsi 2 giocatori del Monza prima, c'è una trattenuta ripetuta per la maglia, però è appena ammonito. Allora di nuovo siamo che un giocatore appena ammonito non hai la personalità, sto vedendo 4 ammoniti per parte, no? Però sono le ammonizioni che fecero vincere, o le non ammonizioni, quegli scudetti famosi alla Juve, lo sentivamo dalle intercettazioni. Quindi attenzione, non per il rigore c'era al 99%, sono sfumature, però mi devono spiegare, io voglio sentire il VAR, l'ammonizione di Lorenzo, la voglio sentire. Bravissimo. Perché o di Lorenzo, no, io pretendo di sentirla, o ha detto parolacce, o il capitano lo devi spellere, o il capitano, e mi sembra dalla compostezza, come si chiama, voglio sentire il VAR da Juan Jesus che parlava con gli avversari. Non ho visto il Capannelli alla Juventus, perché o hanno detto parolacce, allora è giusto che sono stati ammoniti o addirittura devono essere espulsi, o mi sembrano piombare. Non abbiamo pareggiato per quello, lo sapete che quanto io, però sto vedendo delle cose veramente brutte dove tu sospiri. Ti mando questa cosa qui perché incominciamo a ragionare, perché delle cose che ti fanno capire che poi non c'è uscita da questa stagione, purtroppo, perché poi la domanda che mi faresti nel frattempo in 2 minuti Castellanos e Isaksen 2-1 per la Lazio al 73esimo. No, ma Valerio, noi non andiamo in Champions, cioè il Napoli ha 28 punti, pure se vincesse col Torino 31, devi farne almeno un 76 se non fosse una Champions bassa. Che significa? Devi fare 45 punti il giorno di ritorno. Non li ha fatti una sola volta nella sua storia il Napoli. Questa squadra così scombinata non li fa, cioè, quindi scordiamoci. Allora è arrivato il file, lo mettiamo. Mettilo proprio in grande, perché partiamo da alcune cose carine che fanno capire che poi tanta narrazione, a parte le ultime giornate disastrose di Mazzarri, no? Mettilo proprio grande, togli la mia faccia che insomma è anche abbastanza brutta con gli occhiali, ma più grande non sono manco uno spettacolo femminile, cioè, così. Sì, mo me lo apro pure io perché spero di aver salvato una copia pure per me. Il più grande possibile, così ce lo copiano tutti, vai. Sì, esattamente. Ma io apposta, perché da un po' di guarda, ti racconto subito questo aneddoto per alleggerire. Mi ha scritto un collega che ha detto del tuo ultimo video, insomma, mi è piaciuta molto, ma proprio brevissima parentesi, l'espressione che hai detto: Ridley Scott ha umanizzato la leggenda, te la copio e te la metto in un articolo. Io gli ho detto grazie, almeno ha avuto la gentilezza di avvisarmi rispetto altro. Quindi ma senza citare il tuo nome, te la copio. No, ho detto te la copio, è tutta farina nel mio sacco. Allora, fantastico. Noi abbiamo 28 punti rispetto ai 47 che ho messo anche quanto a partita. Più o meno, siccome diceva che Napoli non tira più, abbiamo prodotto più o meno gli stessi tiri dell'anno scorso, 319 e 314. Narrazione fasulla. Falsa. È molto scesa invece la percentuale realizzativa e anche intanto i tiri nello specchio. 112 a 99 e non sono pochi quei 13 gol fatti, un disastro, 44 a 28, la percentuale l'anno scorso era 39,28. io ho detto bisogna essere un po' sopra il 40 per vincere lo scudetto, cioè capite che il 28 e 28
andiamo a farci una pizza e Valerio forse facciamo migliore cosa. Pali un po' di più quest'anno, tiri subiti, alta narrazione con Garcia che tra l'altro sta peggiando con Mazzarri, stiamo subendo tantissimi, là, uguali, 188 a 188. Uguali, un po' di più, parecchi di più nello specchio, perché gol subiti da 14 a 21, percentuale realizzativa al passivo, cioè quella che fanno gli avversari nei nostri confronti, dal 29 al 34, malissimo. Differenza reti, è evidente che saldo tiri, insomma, partite senza segnare 6. Non ha mai vinto lo scudetto una squadra con 6 partite senza segnare, tra l'altro già al girone di andata, più corner rispetto all'anno scorso, i minuti che non dipendono chiaramente dal Napoli, ma dalle partite sono insomma più o meno simili, possesso palla leggermente diverso, si passa un po' di meno, alto falso mito, questa squadra corre, poi ti dico un numero ancora più bello, molto meno dell'anno scorso, non è vero, 108-19 contro 107-58, e aspetta che ti apro il mio file, che è una cosa proprio carina. Il Napoli ha corso 1947 km e 448. Vedi questo fesso che cosa fa? L'anno scorso con Spallettoni a questo punto della stagione aveva corso 1936,556. Quindi non è vero, cioè, quindi stiamo chiaramente ogni partita, anche per come si sviluppa, è chiaramente un risultato, però questo crollo che il Napoli, la media della velocità, cioè la velocità media è quasi identica, commettevamo meno falli, 164-167, il doppio delle ammonizioni, questo è drammatico. Incredibile! Abbiamo subito lo stesso numero di falli, 236 a 237. Comunque siamo la squadra che fa meno falli nel campionato, 177, poi vi dico, e abbiamo subito un po' meno di ammonizioni, cioè ne abbiamo guadagnati di meno, 54 l'anno scorso, 50. Se noi vedessimo questi numeri, alcuni numeri, poi c'erano altri che non voglio regalare troppo facilmente, non dovrebbe essere così disastroso, no? Cioè, tanti numeri sono superiori, più corner, minuti, possesso palla più o meno simili, però è chiaro che abbiamo percentuali realizzative in attacco e realizzative in difesa che sono drammatiche, e sono particolarmente drammatiche perché con Mazzarri quello che ci doveva, la percentuale realizzativa in attacco è del 16%. E quello che io ci ho scritto in privato, guarda, qua è l'azione che non sta andando più con la Juve, questa meravigliosa partita, non solo con la Juve, io non l'ho vista. Al passivo è del 38%, cioè fortunatamente abbiamo accumulato tanti punti da non farci temere per la retrocessione, ma è chiaro che sono numeri inquietanti e non sono più 2 giorni. Considerate che a questo punto della stagione, per dire, prima della partita che si deve concludere, la percentuale, tra l'altro la percentuale totale del Napoli realizzativa è dell'8,9%, l'Inter ha una percentuale del 46 relativa e assoluta del 15,07, cioè, e noi ne abbiamo 28 relative e 8,9, cioè potrei continuare all'infinito. È evidente che ci sono dei numeri che sono perfettamente simili a quella della stagione scorsa, ma che poi possono non significare nulla, perché se uno tira alle stelle è un tiro che non significa nulla. Noi però le partite le vediamo, e che cosa abbiamo visto di queste partite? Abbiamo visto molto spesso azioni molto meno tambureggianti, molto più diluite nel corso della partita. Abbiamo visto queste famose imbucate dietro la linea, insomma, dei centrocampisti, quindi reparti slegati, e questo portano una meno incisività in attacco, azioni che, essendo diluite, mettono meno sotto pressione la difesa avversaria, no? E nello stesso tempo abbiamo concesso tanto. Perché è accaduto questo? È accaduto questo per tante ragioni, e ormai le abbiamo viste, no? Abbiamo costruito questa narrazione che ha messo nella testa questa squadra che aveva vinto per distacco, quando chiaramente bisognava fare un discorso diverso. Se noi dovessimo imputare, Valerio, e poi chiudo perché voglio lasciare a te lo spazio, una colpa, ma stiamo parlando di fantascienza, Valerio, non stiamo parlando manco di ucronia, e non sto facendo battute. Una colpa, l'unica vera colpa che noi possiamo imputare a Garcia è quella di non aver detto subito duramente
in faccia a tutti, questa squadra va rifondata. Nel pensiero, nella cosa, ovviamente non lo poteva dire, poi quando ci vedremo di persona ti racconterò delle cose abbastanza. Garcia non è stato più l'allenatore del Napoli dalla presentazione a Castellino, per dirti, cioè prima ancora così ci ha detto pure De Laurentiis, è chiaro. Sì. E sono state mosse tutta una serie di pedine, perché non se ne esce, non può essere il più grande imbecille. Anche adesso ho sentito 5 minuti un po' di qua, un po' di là, abbiamo preso un pensionato, ragazzi, cioè questo comunque fino all'altro ieri allenato, sì, è andata male in Arabia, che tra l'altro è un campionato tutto in fiere da nascere, ma non è che viene come Mazzarri da 10 anni di esoneri. Sembra che veramente hai preso un allenatore che era da 10 anni che non allenava, c'è anche questa narrazione. Però lui ma non lo poteva fare, Valerio, non poteva fare, perché già così dai primi giorni lui l'avrà respirato l'aria e tutte le serie amici e nemici, si sarebbe messo non il mondo, altro che la Panda, l'universo contro. Sperava, secondo me, di avere risultati, e quel famoso Napoli-Lazio, io lo capì e ve lo dissi qua, se è indirizzata la stagione, di avere risultati buoni e piano piano portare dalla sua i giocatori, facendo piano piano cambiare un certo tipo di gioco, di atteggiamento, ma non ne aveva il tempo, non ne ha avuto la possibilità. Cosa ci avrebbe guadagnato? Nulla, perché sarebbe stato esonerato uguale, semplicemente avrebbe messo De Laurentiis con le spalle al muro dal primo minuto, manco i colleghi, perché tanto continuavano il RFM, non lo poteva fare, perché immagino un allenatore che si presenta così e dice c'è da cambiare tutto, sarebbe stato, cioè non poteva arrivare a Castelvolturno, è uno sfizio, quasi ti ho detto, siamo nella fantascienza, manco nell'ucronia. Questa stagione si salva? No, non è pessimismo, è esperienza di corso di tanti anni, questa stagione ce la dobbiamo bere fino così. Non è una stagione negativa, non è una stagione umiliante, l'ho già detto, ormai siamo andati nel perdere proprio il rispetto agli avversari, cioè, te la devi bere, non servono gli acquisti. Io posso essere la persona veramente più distante dall'universo Moggi, cioè se tu prendi Moggi e io siamo proprio, non abitiamo manco nello stesso multiverso. Trasmissione e tutti il mercato a gennaio veramente se prende un direttore sportivo, ti prenderesti, deve prendere, l'ha detto 10 volte, questo è alla fonte, ma non bravo, cioè uno che abbia un peso, un carisma, una forza dirompente, non perché stiamo criticando il direttore sportivo, ma ha preso un direttore sportivo mi sembra 28 giorni dopo Garcia. È una cosa che non è mai successo, no? Quindi non aspettati, farà un grande mercato, prendiamo questo 50 milioni, il Napoli ha 20 punti, anche dovesse vincere sono 31 punti, deve fare non meno di 45 punti nel girone di ritorno, che li sta facendo l'Inter, che sta dominando il campionato, cioè non prendiamo in giro la gente. Io vorrei dirvi andrà tutto bene, non c'è nessuno, e se volete ve lo dico e siete tutti contenti. E sono un inguaribile ottimista, ma ti facevo vedere il libro di Kubrick, perché questa cosa mi ha fatto proprio male, come Mary Poppins e altri, perché io ho studiato veramente decine di libri su Woody Allen e Kubrick, non mi sognerei mai di dirti adesso farò un film alla Kubrick. Cioè, sentirmi dire io ho studiato molto è stata per me i chiodi nella bara, perché invece ho detto no, io so quello che serve per questa squadra, perché ho studiato i difetti, le sbavature, adesso le debolezze che stanno manifestando questi giocatori. Ho visto dove devo andare, non ho studiato. Cioè non doveva dire ho studiato il Napoli di Spalletti, ho studiato il Napoli di Garcia. Il Napoli di adesso. Quello di questo, con queste problematiche, perché quello di Spalletti non lo fai. Si è bloccato, è fantasmagorico in questo momento. Guido bloccato, rimuovo e lo facciamo ritornare, lasciamo la cosa così. Guido ti prego rientra, e nel frattempo avevo letto questi due messaggi che parlavano dei chilometri. Esatto, io questo l'abbiamo detto più volte, il numero dei chilometri non basta, perché tu puoi correre indietro agli avversari, corri talmente tanti chilometri, non è che stai meglio. Era importante però aggiungere ai dati che sono stati snocciolati male, cioè quelli che ci dicevano il Napoli non corre, non è vero, corre, ce la fa a correre, dipende come corri però, cioè non significa che correre è la soluzione di tutti i mali,
Dipende come corri, se corri all'indietro, se corri in avanti, se rincorri gli avversari o se fai correre a vuoto gli avversari. Poi, come dicevo giustamente il commento, puoi correre anche in surplus. Ci sono vari modi, ci sono varie corse, ci sono gli sprint, c'è il surplus, ci sono una serie di cose. Quindi è logico, però mettiamoli bene in croce questi numeri e questi dati quando ci danno la narrazione superficiale. Secondo me è un problema di diamo questo, secondo me, facciamolo arrivare in conseguenza di uno studio dei numeri, così siamo un po' più precisi e non diciamo le fesserie che di solito ci dicono. Scusa Valerio che siamo caduti, volevo però dirti una cosa che per me è molto importante, perché poi ci sono i precisini, rompiscatole. Attenzione, io non sto dicendo che non ci interessa più il campionato, come io ho letto settimane fa anche colleghi, non vedo l'ora che inizi la prossima stagione, ma la vedrò fino all'ultimo secondo dell'ultima partita, con attenzione, con scrupolo, perché poi tra l'altro quello che costruisci di buono oggi ti serve per le basi di domani, o di male oggi prosegui domani. Non significa ammainare bandiera bianca o perdere interesse per il campionato. Io quello che vi ho detto scordate che sia un campionato scoppiettante di soddisfazione, sono due cose diverse. Che il campionato, poi non costringo nessuno, io lo seguirò fino a veramente all'ultimo secondo dell'ultima partita, con ancora più attenzione, interesse, voglia di imparare qualcosa, è un altro discorso. Però che questa squadra, questo campionato lo possa svoltare, il calcio si costruisce passo dopo passo. Tra l'altro ci sono tante situazioni societarie che piano piano vedi stanno venendo fuori, però prima quando l'ha detto uno, un allenatore appena arrivato non può dire quelle cose, ci sono gli scontenti. Me l'ha fatto notare anche un mio amico che vive a Milano, lo hanno riso chi vive a Milano quando abbiamo preso Mazzarri, ha detto ma com'è uno appena arrivato dice ci sono gli scontenti, tu sei l'ultimo arrivato, ho detto ti sei messo tutti contro, cioè, qual è l'utilità di una cosa, a meno che non gliel'ha detto la società per mettere come sempre i giocatori contro i tifosi, però ho detto cosa porta, vedi, le persone serie si fanno queste domande, qual è l'utilità di una cosa del genere? Io gli ho risposto nessuna, come dire che l'Italia ha rubato la qualificazione, qual è l'utilità? Nessuna. Poi non ti puoi lamentare adesso, Gravina, dobbiamo parlare Rocchi, nessuna, tante cose, qual è l'utilità calcistica, sociale? Nessuna, se non farti bene. Ci sono tante cose, proprio tantissime che non vanno. Poi terminare in maniera decorosa, ma c'è tanta amarezza. Antonio Corbo, io cito solo quelli bravi e non sto scherzando, cioè non c'è ironia se lo chiamo maestro, anzi ha scritto una cosa che per quanto mi riguarda è molto interessante. Ha detto che la stagione scorsa è stata indimenticabile, ma anche questa è indimenticabile. E io mi permetto di aggiungere, ma da pulcino nei confronti di un maestro, come che è uno degli ultimi grandi rimasti, anche perché è scrittore più che giornalista televisivo, che però questa è più indimenticabile di quella passata rimane sull'almanacco, però innanzitutto viene dopo e quindi retrogusto. La prima è indimenticabile, spettacolare, bellissima, non la stiamo sminuendo, però è terminata, cioè il frutto che ha portato non è una stagione solida di consolidamento, di rafforzamento, anche se tu non vincevi. È questa dove non andrà in Champions League, e questa stagione porterà degli esiti che indirizzeranno le stagioni successive, quindi è più grave. Questa è indimenticabile, quella è indimenticabile ma è terminata, cioè non porta più nulla se non la bellezza, la soddisfazione di leggere che tu quell'anno hai vinto il campionato dominandolo. Questa non termina quest'anno, non andando in Champions o altre cose, il campionato del mondo, perché porterà ripercussioni, quindi sarà doppiamente più amaramente indimenticabile. Mi posso permettere di aggiungere al maestro Corbo, che secondo me è amaramente più indimenticabile in segno negativo della prima. Guido, ci sono un po' di domande per te. La prima di Davide, Sabatini era il nome giusto per il post Giuntoli come DS? No, perché Giuntoli poi è diventato Giuntoli cammin facendo, all'inizio lo sfottevano che non parlavo, poi l'hanno sfottuto, mi ha fatto molto male quella cosa di Giuntoli, perché è stato insultato da troppi colleghi come se fosse l'ultimo degli imbecilli della terra, ma da troppi, e non ultimo, poi sembra se la potrebbe prendere collega che non nominiamo, perché secondo me l'esempio era proprio sbagliato culturalmente di Mary Poppins.
Sabatini ha una personalità vulcanica, è un tiranno, lui lo ha sempre detto, uno che non ha né bianco né nero, cioè non ha un solo colore, per dire. Con De Laurentiis non arriverebbe manco a scendere dalla macchina, quindi non è che... Poi, diciamo, come qualità, è ovvio che Valerio, io, chiunque, ci inchiniamo, un uomo che non so se è più fumatore e più mastica calcio, e non lo sto offendendo perché lui stesso, quindi poi sono sfumature, quindi come conoscenza, lì possiamo dire conoscenza dell'ambiente come forza, sì. Però il problema è che non litigherebbero troppo. In questo momento non servono i litigi nell'ambiente, nella società, servono le soluzioni. Domanda per Guido: al netto degli errori di ADL, ma fino a quando dovremo vedere squadre come Inter e Juve stracolme l'idea di fare ciò che vogliono? Bisogna preservare il brand? Ma quello è sempre accaduto. La cosa che mi fa più male, no, nella vita a livello personale, e poi lo vedi a livello generalizzato, io ho raggiunto un'età troppo matura, ma sono prossimo alla morte, diciamo, proprio secondi mancano, e che non sopporto più determinate persone, ma proprio in senso signorile lo dico, io sono tollerante, sono talmente liberale, lo dicevo a una cara persona, amica, che accetterei pure che mi ammazzassero, anche se mi darebbe enormemente fastidio, sia chiaro, perché se sei liberale sei veramente liberale, non è che sei liberale e dici ma questo mi sta antipatico, questo là. Però non sopporto chi ti deve fare l'amore, sei raccomandato, sei uno che non sa far nulla, cioè, però perché ti devo pur stare a sentire? Vivi una vita al di sopra di quello che non sono i tuoi meriti, non allora, quello che non sopporto, diciamo, di questo sistema è che tu ti devi sentire Fiorentino Perez che ti fa la paternale, così. Siete un Olimpo, vincere non me ne frega niente, figura. La soddisfazione non è quella di vincere, è di provare emozioni genuine. Questo non capiscono determinati tifosi che si stanno tra l'altro juventinizzando, è l'essenza dello sport. Poi è bello vincere, diciamo, ogni tanto, non è che siamo sadomasochisti. Però questo è l'arroganza, come quando abbiamo sentito le sentenze che non sono state sentenze, il buffetto ce le dobbiamo pure sopportare, e questo sarà perché sono diventato vecchio e insopportabile. Quindi io ti direi, fino a quando? Ma noi abbiamo fatto giocare, e chiudo, le squadre per la pandemia perché si erano vendute i diritti di partite che ancora dovevano disputare, però questa cosa si fa sempre, nessuno ne doveva sapere. Successe, li hanno costretti a giocare, in Francia no. E si era detto no, mai più, tutti promesse, mai. Adesso un ridimensionamento di stipendi, cosa. L'Inter prese Suarez, il suo stipendio era il più alto stipendio dei giocatori del Napoli, stava in panchina a marcire per lui. Come la pandemia è del marzo 2020, siamo al 28 dicembre 2023, le promesse da marinaio, no? Perino, domani studio, quindi che vi devo dire, no? Cambieranno, si sta andando verso un calcio che sarà sempre più indebitato. Io l'ho visto nel futuro, noi avremo società come Roma e Lazio che saranno costrette a fondersi per competere con queste cose. È ovvio che adesso tu sentirai, ma chi è questo imbecille? Come tutte le volte che ho fatto previsioni a molta lunga distanza, scusate la brozzezza dell'espressione, ma tanto voi non contate niente come tifosi, detto, e lo dico un grande perché dice così o non si compete. Il problema, tu mi dirai, Guido, ma a Napoli non c'è una squadra su cui fondersi. E qua puntini sospensione. Quindi non è etico, per rispondere, non è etico, non è sportivo, non è giusto, non è nulla. Quindi quel signore ha detto una cosa sacrosanta, ma abbiamo avuto una pandemia che veramente è stata disastrosa da tutti i punti di vista, non fosse peraltro i danni psicologici che ha creato alle nuove e le giovani generazioni, più che a noi, perché ci sono dei ragazzi che hanno saltato la maturità, hanno saltato 2 anni di scuola, sono ignorantissimi, hanno saltato la gita scolastica. La gente pensa solo che non ha fatto gli aperitivi. Io penso più ai ragazzi, alle ragazze, le pomiciate dietro al sedile del pullman, tanti passaggi, la maturità, la paura dell'esame di maturità, no? Poi adesso si è ripreso, no? Però quei ragazzi che hanno fatto quella finta maturità, non per colpa loro, no? Non li tornerà più indietro quella fase della vita, sono dei momenti di passaggio importanti, no? Bene, noi abbiamo avuto un episodio mondiale gigantesco, e qual è il risultato? Che l'Inter ha 800 milioni, la Juve non si capisce, no? Quella non si capisce.
E quindi più di quello che cosa deve venire? Insomma, Independence Day per farci ravvedere delle cose? Non ci credo. E comunque non posso sperare che vengano gli alieni e distruggono la Casa Bianca per far sanare i debiti alle squadre di calcio. Preferisco i debiti piuttosto che gli alieni che distruggono la Terra. Scusate, no? Sto ovviamente scherzando e ironizzando, però vi rendete conto che di fronte a un episodio gigantesco che ha riguardato 8 miliardi di persone, non me, Valerio, quale è stato il risultato peggio? Quindi non ci credo, sinceramente non ci credo. Guido, nel frattempo io saluto Rita che è apparsa in chat e che mi deve dire a quanti like stiamo, perché anche la sola presenza dovrebbe far raddoppiare i like, e le mando un bacio. Davide ti chiede cosa deve fare Mazzarri e io integro, perché mentre mi chiedevano su Mazzarri io ho detto che Mazzarri ha scelto una linea morbida nei confronti dei calciatori, cioè li ha difesi in conferenza, nel caso di Osimhen oggi ha scelto di entrare in campo diciamo a difesa di Kvara, mentre molti tifosi si chiedono non dobbiamo dare alibi, i calciatori comunque vanno loro in campo e devono fare loro meglio. Cosa deve fare Mazzarri? Guarda, io ti rispondo così e ti stupirò, Valerio, stupirò quelle due persone che mi reputano minimamente senzienti, non dico interessanti. Un fissato, come mi disse quel personaggio lì per i numeri, uno studioso, poi io ho un nonno e un papà matematici, cioè, qualcosa nella testa, nei geni doveva rimanere, no? Ti dice che in questo momento, dopo qualche numero che ti ho dato, lascia perdere i numeri, lascia perdere il mercato, lascia perdere tutto, non si può fare più nulla, è tutto nei nervi, è tutto nella casualità. Dici, ma come qui? Tu che no, non serve più. E te lo dice, ti ricordi Udinese-Napoli, partita dove prendevamo azione su azione, poi segnò Bakayolou, virgolette, Paolo Della Luce all'ultimo minuto di testa, non meritavamo di vincere quelle partite. Adesso potrà capitare che tu vinci una partita giocata malissimo, adesso è casualità, Valerio, nervi dei giocatori, la stagione è così. Poi è chiaro che se vinci queste 3 qua, ma stiamo andando ma ti rendi conto che se Napoli vince, poi l'Inter pareggia con lì, tu poi vai a 4, devi chiedere scusa, ti rendi conto se poi vinci col Bologna? Abbiamo fatto tutta questa cosa qui. Ecco, adesso io dico, non questa analisi molto superficiale del calcio, dico, ragazzi, i numeri non serve più, tanto sono disastrosi. Tra l'altro per alzare queste medie dovresti fare delle cose fuori dal mondo, no? Adesso è neanche quelle frasi stringiamoci alla squadra, stiamo tutti uniti, no, è casualità dei giocatori. Purtroppo può sembrare superficiale e banale dirlo, mi rendo conto, però detto da uno che è tutto il contrario, è così. Tra l'altro sono 18 giornate, Valerio, non sono 3-4. Tra l'altro chi viene, vedremo chi viene come giocatore. Mazzarri che può fare? Mi provoca il signore amico Bellino, perché se io ti devo dire la verità, se il Napoli avesse preso Tudor, se ti devo dire proprio quello che penso per rendermi antipatico, per me era un segno di debolezza, ma proprio di debolezza che davi all'ambiente. Il Napoli ha preso Mazzarri, per me è stato un segno di resa. Poi questo non offendo c'è una bella differenza, ma perché io cerco di analizzarmi non con il tifo, come si chiama, tu devi vedere tutti gli altri 19. È chiaro che io così rischio di offendere. No, è chiaro, ma questo, Guido, ti ricordi quando analizzammo i tifosi avversari che esultavano all'annuncio di Mazzarri, mentre noi ci congolavamo, è tornato l'orologio, la Jack, tifosi avversari. Ti spiego con un esempio. Premessa, io sono sempre quello che ha detto che Klopp non arriverà mai a Napoli, pure se non prendesse soldi. Io do 1 milione di euro di stipendio io a De Laurentiis, è un allenatore da progetto, andate a vedere la sua carriera, è stata un'infinità di tempo nel Borussia, è stata un'infinità di tempo nel Liverpool. Ok, sto facendo un esempio sapendo che non verrà, non ti risponde manco al telefono. Attenzione, il Napoli annuncia Klopp. Qual è l'esito di un annuncio del genere? Che le squadre avversarie dicono ok, Napoli quest'anno ciao, non oggi, dopo che ha perso con la Fiorentina, già come lo scudetto non lo ripiglia più, hai perso 2 o 3 partite in poche giornate, è finita. Poi nell'ambiente devi dire il campionato è lungo, queste stupidaggini che hanno rincoglionito i tifosi, ok, ma tutti gli avversari sanno che non lo vinci più, però dicono cacchio, questi hanno preso una mazzata brutta perché non difendono lo scudetto,
stanno reagendo in questo modo, vogliono fare molto sul serio, hanno incominciato a costruire già da quest'anno la rivincita per l'anno prossimo, cioè un messaggio fortissimo. Sono stato chiaro nell'esempio. Tudor, ma che curriculum ha Tudor? Fatto non è che stiamo insultando il professionista, l'uomo, attenzione, qua non è che Tudor ha allenato il Verone, l'Udinese, squadre per non lottano per non retrocedono. Allora tu pensi che Allegri dice il Napoli ha preso Tudor, ragazzi adesso dobbiamo un po', diciamo, questi diventano pericolosi. No, ha preso Mazzarri, un allenatore che negli ultimi 10 anni in tracollo hanno stappato lo champagne gli avversari, e infatti la cosa che è pericolosa è che tu con Juventus, Inter e Roma non è che hai perso, perché potevi perdere anche 2-4, non hai segnato. Almeno prima con la Lazio noi siamo stati spreconi, con la Fiorentina potevamo andare sul 2-1, anche la partita in casa con Real. Cioè, per me è stata la resa, cioè questa società si è arresa. Questa stagione loro si sono arresi, adesso è il vento. Però siccome io, attenzione, sono un inguaribile ottimista e ti cito Castaway, dobbiamo guardare al mare, perché il mare ti può portare un pezzo di plastica che poi diventa la vela per superare la barriera corallina e tornare a casa e riprendere la tua vita. Quindi attenzione, non è che diciamo non guardiamo più il campionato, è finita tutto, però questa stagione è così, cioè prendetevi acqua, vino, Coca-Cola, l'aspirina, amaro carice, non prendetevelo con chi ha detto, perché manco è brutto litigare, io non ho mai litigato, non mi riferisco ai colleghi che dove dire avete detto 6 mesi abbiamo vinto per distacco, avete vinto per distacco, a me faceva male sentirlo dire, ma non per me, perché ero avanti 6 mesi, per voi, perché ho detto immagina quanto sarà dura la sofferenza per gli amiche bellini, amici bellini, quando saranno a meno 10, 12, sarà ancora più dura, perché tu ti aspetti una squadra che addirittura lotti per le prime posizioni e poi non solo lotti, stai in meno 19, è ancora più cosciente, però ormai è andata così. Guido, secondo me per questo, e adesso leggo un altro, per rispondere a quello che dici dei nervi, a me quando mi parlano del mercato, io non riesco a fare un nome, però ho detto più che gente tecnicamente più forte di quelli che abbiamo, servirebbe gente con una personalità talmente spiccata che si prendono sulle spalle. Ecco perché è difficilissimo affidarsi al mercato per riprendersi, perché servirebbe gente prima che tecnicamente forte, con una personalità talmente alta che quando mi scrivono, vedi, non si vede più movimento senza palla. Se tu vedi gente che non va, che non viene, che non si crea, è essenziale nel 4-3-3, perché diventi banale, diventi prevedibilissimo se non ti muovi. Allora, per questo io dicevo, gente a centrocampo che abbia l'esperienza e la personalità di venirsi a prendere sulle spalle una squadra. Veramente non lo so. Che non mi dite Samardzic, perché Samardzic è un guaglione di talento che non serve a niente in questa situazione. Può fare un gol alla Samardzic come lo poteva fare Elmas, ma serve gente alla Ibrahimovic e non ci sono. No, poi bisogna vedere quanto lo fanno pagare. E io quando dico che non sono ideologico e me la prendo quando sento la disonestà, attenzione, voi non dovete pensare, detto quando dici no, vedi io sono coerente, poi cambio idea. La coerenza è data dal fatto che tu hai una linea di analisi onesta e coerente, che non significa che poi non rivedi un'opinione. Mi spiego. Se tu, sempre con un esempio, giudichi, diciamo, tutto sommato, poi Zielinski non è l'opinione di Guido, è esploso, ha 30 anni, è anche giusto che lo diamo via. Poi un secondo dici, però il Napoli deve prendere giocatori pronti, giocatori esperti. Allora, se lì ha 30 anni e lo puoi dar via perché ha 30 anni, però poi devi prendere un giocatore pronto, esperto, no? Non questi ragazzi di prospettiva 23, 24, 25 anni. Qual è la coerenza? Semmai dici, vabbè, è tutto questo. Allora io nomi non te li posso fare perché tu puoi prendere pure il grande campione, ma affossa ancora di più perché finisce impantanato in queste sabbie mobili, come invece carismaticamente ti fa uscire fuori. Intanto vediamo come sarà il mercato che ti ha visto rinunciare a Elmas negli ultimi partiti, perché poi un mercato, vedi, molto fasullo, perché tu dici il mercato di gennaio, ma se tu perdi col Torino che senso ha? Tu oggi quanti punti hai alla Fiorentina? 5, e puoi andare pure a 8, li riprendi avendo perso 1-3 con la Fiorentina, cioè devi andare a vincere a Firenze 3-0 a pari punti, allora la superi. Anche vincendo 1-0 a Firenze a pari punti, loro hanno segnato più gol
Quindi attenzione, ci devi arrivare a gennaio e tu ci stai arrivando male a gennaio, cioè che oggi ci ha raggiunto la Lazio, domani ci può superare l'Atalanta, cioè il mercato di gennaio sì, intanto manca una partita, cioè Napoli nelle ultime 5 partite quanti punti ha fatto? 4, no? Quante squadre hanno fatto così poco negli ultime? Sì, perché ha perso, vinto, perso e pareggiato. 5 punti in 5 partite, scusate, ragazzi, e manca Torino-Napoli, quindi sì, il mercato in generale lo attendiamo, però non vi aspettate la Madonna che risolverà la situazione. Quando facciamo quel mercato con Gattuso out, noi non ci andavamo in Champions e stavamo meno inguaiati di quest'anno, qualche punto in più, però non eravamo campioni d'Italia. E ragazzi, voi non sapete, i giocatori si parlano in campo. Adesso tu ti aspetti un girone di ritorno, ma sai quando stai nei calci d'angolo quanti te ne dicono, e non più solo fidanzato sul fatto che stai perdendo i capelli. Lo dicevano a Jordan diceva stai perdendo i capelli, sei calvo, cioè poi li schiacciava in testa, no? Perché è stato Michael Jordan. Cioè, si fanno queste cose, non ve le raccontano perché e ti dicono, voi siete i campioni, quanti state e tu ti innervosisci. Oggi qua Beh, ogni tanto escono dei labiali e si vede, come no? Perché è molto diverso fare una brutta stagione quando tu non sai niente, fare una brutta stagione quando sei stato campione d'Italia in quel modo. È proprio così. In un anno sembra essere passati 40, le battute di vacanze di Natale non fanno ridere più. Mazzarri imbarazzante, ma se Vanzina non avrebbe potuto vincere l'Oscar, come fa Mazzarri ad arrivare ad allenare la squadra campione? Allora, per risponderti a quella domanda, sì. Sono situazioni molto complesse perché Mazzarri si dovrebbe dimettere perché non è capace di farci uscire questa. E tu dici perché Guido non lo dicevi di Garcia? Perché c'è una differenza. Nel Lungo Addio, il romanzo, il capolavoro di Raymond Chandler, non nel film, si capisce meglio nel romanzo. Entrambi, sia nel romanzo che nel film, Philip Marlowe viene arrestato per favoreggiamento dell'omicidio di della moglie di Terry Lennox. E sono i primi minuti del film, le prime pagine del romanzo, che è bellissimo, uno dei capolavori del Gerard Boyle della letteratura poliziesca americana. Quando poi esce da carcere, perché non vi dico che altro, un giornalista poi gli dice si vede che sei un vero amico. E Philip Marlowe risponde, questa è una cosa che mi chiese Valerio in privato, io me lo sono ricordato, ho detto oggi ti dico perché non si doveva dimettere Garcia, e invece tutti lo chiedevano, i miei colleghi a dimissione. E lui dice guarda, io non l'ho fatto per l'amicizia, l'ho fatto per me stesso, per lavoro, perché io sono un direct privato, da me vengono gli ultimi fecce dell'universo, se uno di questi vede che al primo buffetto io me la faccio sotto e comincio a cantare, nessuno più verrà da me. In realtà lui lo fa sia per amicizia, è un romanzo sull'amicizia perduta e mai perduta, il finale è struggente, ti dissi addio quando ancora valeva qualcosa, stiamo parlando di uno dei più grandi romanzi di genere. E allora Garcia, che non è fatto un pensionato, doveva salvare la sua carriera, se hai le prime difficoltà un allenatore si dimette, chi ti assume? Tu devi dire no, io fino alla fine lotto e devo far uscire perché ci sono nelle stagioni momenti difficili, poi non è che aveva fatto stai figuracce 10, ma sai qual è il problema? È che ci sono le clausole che non ti fanno parlare, perché tu ti puoi dimettere e dire io mi sono dimesso perché non sono un perdente, ma perché a questi stati io non ci posso stare. Sì, ma anche l'umiliazione del presidente Castelvolturno, io ti sto facendo un discorso, poi può anche non piacere, che dal mio punto di vista, facendo un parallelismo letterario, siccome secondo me ancora non è un allenatore che ha deciso io non voglio allenare più, non può bruciarsi definitivamente, anzi deve far vedere che lui è duro, ha tenuto duro fino alla fine pur ingoiando certe cose, al massimo può dire dovevi essere più duro e sbattere il muro contro il muro. Mazzarri, lui da questa stagione ha tutto da guadagnare, che la porta a termine, si dimette, che i folli pensavano arriverà a secondo se mi fa le Champions League, pure se dovesse essere esonerato, può darsi che qualcuno lo riprenderà, non è questa la stagione che lo brucia, perché avviene anche se l'ennesimo esonero, quindi che lui si dimetta o meno non sposta più gli equilibri di una parabola che ormai sono troppi anni, poi tipo prenderà l'Egitto o meno.
è un po' diverso. Il punto è parlare con la società e i ragazzi se tu hai un piano che veramente può migliorare le cose, oppure dire siccome non c'è un piano io prenderò anche gli schiaffi, però fino all'ultima giornata darò il sangue, riusciamo a fare 55 punti, 60 punti, pure lui si berrà una mano calma, poverino. Io veramente non voglio dare la croce addosso a Mazzarri, non era l'uomo giusto, siamo stati in due forse in tutta Italia a non stappare lo champagne, Valerio e io, ma con molta signorilità, cioè non è una questione a volte di proprio, diciamo, no, in quel momento non sei l'allenatore giusto, altro che conosce l'ambiente, il sorriso, cioè. Quindi dipende anche dalla società. De Laurentiis che dica scusa oggi fuori tempo massimo perché come il latte, e anche il latte scade, quindi si può dimettere. Il problema è appunto non è che se lui si dimette o meno, è che tu non puoi dimetterti e lasciare la squadra, perché poi veramente chi viene, mica ti viene Tudor, Conte, come dire, e che peggiori ancora. Adesso si tratta di bere la mano ai calcio e portare a termine una stagione che non sarà non esaltante, non sarà dignitosa, che sarà una mortificazione continua, sperando che invece non lo sia, diventi una stagione dignitosa da 65, 68 punti, 72 punti, cioè, però il problema non è lui, ormai non è più lui, cioè una volta che è stato assunto e non doveva essere assunto te lo tieni, a meno che non hai una soluzione. Ma chi viene, ragazzi? No, l'unico, come dice una polemica, diventa grave. Cioè, se Mazzarri perde 3 partite consecutive, si passa a grava come figura che non ne puoi chiamare un altro e che deve andare avanti fino alla fine, che fai un cambio. Però sei campione d'Italia. Non lo so. Non puoi fare mai questa figuraccia. Ma Guido, puoi portare avanti Mazzarri se perde 10 partite, perde 7 partite su 10? No. Tra l'altro tu non puoi manco per regolamento metterti una maglia senza scudetto, perché sennò uno diceva guarda, me lo tolgo, per dignità, me lo scuso. Perché a parte contratti con gli sponsor, cioè, sì, ma tutte le diciamo le analisi molto serene e garbate come questa tua cosa, sì, sono giuste. Però questa non è come De Laurentiis che ha detto volete sempre vincere, e qua siamo meno 19 dall'anno scorso dalla vetta, cioè non si tratta di voler sempre vincere, si tratta perché anche vabbè, ma il Napoli è dai tempi del Torino. Io poi dissi bisogna andare indietro del Torino, uno ha detto no, ma prima era successo la Juve, l'ho pure detto, per non fare ogni volta, se no ci dobbiamo mettere a dire primo anno, secondo 3.000 esempi e la trasmissione 82 anni. Qua non si tratta di la difficoltà di rivincere uno scudetto per una società piccola come il Napoli. Questa è una stagione fortemente umiliante, è diverso da non arrivare, e adesso te la devi bere fino alla fine. Guido, ci tengo a questo messaggio perché l'amico Gills secondo me sta incarnando la sensazione che hanno molti tifosi. Ne vado per un'idea per quello che leggo. Ero sicuro di un quarto posto anche con Mazzarri. La differenza con Garcia è che mi aspettavo un quarto posto all'arrembaggio, ma così, puntini. E questo è il problema, amico mio, della narrazione che ci hanno fatto. Cioè, quando è arrivato si è parlato della giacca, si è parlato della cosa. E invece bisognava fare un'analisi molto più logica di quelle che erano le potenzialità della squadra in base a come si era anche finito, il fatto che si stava cominciando a sfaldare tutto con Garcia e che non si accende l'interruttore. E io dissi con molta umiltà e con molta calma e prudenza, dissi non cambierà molto. Ora adesso io mi prendo la mia responsabilità e dico per me sta andando a peggiorare, al di là di quello che è la classifica, perché ci ha lasciati quarti Garcia. Poi qualcuno potrà continuare a dire che invece si vedono leggeri miglioramenti, quindi il risultato è non cambierà molto. Purtroppo è quello che ci hanno raccontato, che ci ha messo un'aspettativa che non poteva esistere. Ma c'era anni fa una vignetta bellissima di Giannelli, il cartoonist genio del Corriere della Sera. Diciamo, come sei sicuro che si usciremo da questa crisi economica? Ha detto no, perché la stanno analizzando gli stessi che ce l'hanno creata come politici. Allora, come genio, io cito Corriere della Sera, cartoonist, ce ne ha regalato di perle, non esiste solo Forattini, che salutiamo. Come puoi credere alle stesse persone che non hanno capito che stavamo in questa situazione, che ti hanno raccontato abbiamo vinto per distacco? Cioè, le stesse persone, tu dovevi credere a quelle stesse persone, io no.
vado avanti certo. per la mia strada. Cioè, è ovvio che ti hanno raccontato questa favola, però ti faccio solo un esempio, Valerio. Spallettone, che era avvelenato per tante ragioni, andava a farsi il tour dell'anima di De Zerbi e questa gente qua, che ancora si farà, però quindi guardava le nuove leve, il calcio che verrà. Lui ha detto: ho studiato Spalletti, l'uomo che è venuto. Questa differenza di Spalletti, che è un maestro rispetto a De Zerbi, questa umiltà di dire, come quando io ho assistito a una masterclass di Storaro, cioè Storaro, un dio della direzione della fotografia, che ha detto: io a 80 anni mi sono messo a studiare il digitale, che non l'avevo mai fatto. Vedete, la fotografia dell'ultimo film di Woody Allen è meravigliosa. Allora, sto studiando qualcosa dei giovani di adesso, e Storaro potete dire: c'ho 3 Oscar sul caminetto, Apocalypse Now, sono stato il direttore della fotografia di Coppola, di Warren Beatty, insomma, di capolavori assoluti, Ultimo Tango a Parigi. Cioè, stiamo parlando di un genio assoluto che ha l'umiltà di dire: adesso tutto quello che ho fatto, sì, ho sapere, ma parto da zero perché sono l'ultimo degli studenti, perché imparerò a usare il digitale. E fa cose meravigliose, perché poi di fatto è un genio. Non che però, hai capito, un genio che si è calato in nuove vesti. Allora, queste cose, lo so che alcuni dice: quando guido prendi altri discorsi, ci annoiano, però poi mi fanno una domanda, io sono lungo sul fatto degli accrediti degli YouTube, eccetera, e poi scoppia il caso Ferragni. Io ho parlato di senso di responsabilità, però seguite le trasmissioni con Valerio, con qualcosa di buono ci esce sempre, perché noi non copiamo, siamo avanti. Allora, questa predisposizione di guardare al passato del Napoli, che è quello che ha portato questo zoppicare di questa stagione, mi preoccupava, perché tu dici: io sto guardando quelli nuovi e queste nuove soluzioni possono essere la cura per risolverci dal Napoli. Non io proverò a fare come Spalletti, che non ci stiamo riuscendo. Questa cosa è stata l'inchiodi sulla bara della nostra stagione, con tutto il rispetto che ho per l'uomo e l'allenatore Mazzarri. Però sei un genio come Storaro, e non è l'unico esempio, possiamo fare esempi. David Gilmour è uno che ha continuato a sperimentare e poteva dire: io sono i Pink Floyd, David Gilmour non devo imparare più niente da nessuno. E non è così, parlando di musica, non è così, perché altrimenti quando tu fai così hai finito, ormai hai finito. Vivi di rendita, puoi semplicemente non distruggere il tuo mito, perché altrimenti fai brutte figure. E invece i grandi continuano a sperimentare. Poi è ovvio che hanno l'esperienza anche nella difficoltà di cavare, insomma, il colpo di genio, però quello era un indicatore molto pericoloso. Invece voi conosce l'ambiente, ha fatto il corso di simpatia, vedete il sorriso, lui è un maestro, come si chiama? Le citazioni a Berani, Lavezzi, come si chiama? Non ci sono più. 15 anni fa. Tu adesso devi capire come rendere più sereno e incisivo Kvara, che invece si sta innervosendo sempre di più. Io ve l'ho detto la settimana scorsa: Kvara deve andare via da Napoli, perché è un giocatore che ha un talento eccezionale. Io lo voglio vedere esplodere e diventare uno dei giocatori più forti del mondo, piangendo che è andato via da Napoli, perché altrimenti si affossa. Noi lo distruggiamo. Comunque, Guido, ragazzo, per chiudere il discorso su Mazzarri, mi è venuto in mente, mentre mi parlavi di Berami, mi è venuto in mente Zemaili. Mentre mi viene in mente Zemaili, mi vengono in mente i suoi tiri da fuori. E ragazzi, quando noi pensiamo che gli allenatori non incidono su come giocano i giocatori, attenzione, Mazzarri che cosa ci ha detto in una delle prime conferenze? Bisogna anche tirare da fuori. Certo. Avete notato quante volte stanno tirando da fuori e sbattono contro le gambe degli avversari? Non si cerca più quel modo avvolgente di tambureggiare, di sfinirli. Ad un certo punto finiscono le soluzioni, non si muovono senza palla, tiro da fuori. Vuol dire che sono passati i messaggi. Non prendere imbarcate. Ti ricordi il gol che facemmo con la Lazio, che ci hanno fatto anche un quadro di Fabian Ruiz, dove io feci complimenti personali a Lorenzo Insigne, che gliela passò invece di provarci, sì. Bravo, per passare nel tiro con la più alta percentuale realizzativa, no? Come si fa in pallacanestro. Faccia alla porta, chiaro. Esattamente. Bisogna studiare gli altri sport, no? La pallanuoto, il basket. A volte ci sono giocatori, ho visto i Lakers finalmente rivincere, che hanno preso 4 sconfitte di seguito, quindi ho visto che hanno vinto e ho detto: ok, il Napoli non vince. Non te l'ho voluto scrivere per non rovinarti il venerdì,
apprezza questa mia generosità nei tuoi confronti, e tu lo sai che non te lo scrivo, però io ho detto, come faccio a scrivere a Valerio? Perché io, anche se so che i Lakers non vinceranno, non arriveranno in semifinale di però resto tifoso fino alla fine dei miei giorni, e sono belle quelle azioni dove anche se c'è il giocatore con LeBron James giocano con una velocità di scarico per trovare il giocatore più libero che ha più alta percentuale realizzativa, perché c'ha quel 0 secondi di libertà per il tiro. Infatti, queste cose, diciamo, nel calcio, muovere la palla con una velocità proprio per non rischiare di essere impallati nel tiro, non le stiamo vedendo, no? Citai quelle azioni, e prima lo vedevamo, mi ricordo un 3-2, Milan va in vantaggio 2-0, e Zelinski fece 2 gol, di cui uno da fuori area all'angolino dietro la porta della curva B, e poi segnò Mertens su cross che poi di piatto lì. Non li stiamo vedendo più, eppure sono giocatori che nelle loro corde il tiro ce l'hanno, il piazzare la palla ce l'hanno, cioè, perché siamo un po' lenti in questa circolazione, lenti nel liberare, e come sempre voi ragionate in maniera umbellicentrica. Le altre squadre non è che dicono sì, no, quasi io aspetto, lo faccio tirare, poi se è pericoloso o meno poi vediamo che succede. No, intanto io te lo rimpallo, quindi non c'è il pericolo che il portiere lo debba parare, lo rimpallo. E sono cose che Valerio dice bene e che invece Mazzara ha detto avremmo migliorato, e non abbiamo migliorato del cavolo, perché non è che non abbiamo segnato da fuori area, abbiamo tirato, oggi abbiamo avuto 2 azioni dello stesso tipo, la seconda col passaggio di Simeone, il primo di Raspadori, che liberare sul primo palo dietro la porta, dietro la curva B, e tutte e 2 le volte abbiamo tirato a 7 metri sul primo palo, liberando l'uomo, e vedete, intanto avevamo avuto un tiro pericoloso, e la scelta di tiro forse sbagliata, quella più facile sul primo palo dove il portiere non si è addormentato. Ci sono tante cose da migliorare, il problema è che non c'è il tempo, perché hai 28 punti. E poi se fa 10 minuti di allenamento d'attacco si stancano. No, vabbè, però non può dire una cosa del genere, perché ha avuto 2 partite, non solo questa, dove ha avuto la settimana tipo. Perché ha detto quella cosa? Dai, veramente. Ma perché quello, non puoi cambiare l'uomo che pensi che a 60 anni non trovi più le 1000 scuse. Il problema non è lui, è chi ha scelto lui, perché fomentato da tutta una stampa che era il migliore dei mondi possibili come Voltaire. Guido, io ti ringrazio. Ultima domanda, visto che siamo a 2 ore e 10, per chiudere, perché è notizia di ieri, insomma, così. Decreto crescita annullato, aumentano gli stipendi lordi per le squadre italiane di alcuni giocatori che ne usufruivano. Mi pare che il Napoli dovrebbe aumentare di circa 11 milioni. La tua? Ma questa è una domanda giusta che analizzeremo in pochi minuti, e quindi permettimi di dire, sì, quei pochi minuti non sono frutto di una mancanza di rispetto nei vostri confronti o superficialità, ma perché Valerio giustamente mi fa capire che siamo in chiusura, eccetera. Però, detto l'argomento è serio, io trovo poco serio in genere nell'economia quando tu, anche perché non permetti a nessuna realtà industriale realmente seria e non truffaldina di poter fare giustamente impresa e programmazione, di non avere nessun orizzonte temporale, no? Perché sarebbe facile dire ecco sì, vi vai o non vi vai. Facciamo un discorso intanto più serio economico. Se io dico io faccio questa norma per 5 anni, non la cambio, Valerio si fa dei suoi calcoli aziendali, tipo per 5 anni se assumo ragazzi sotto i 25 anni lo Stato li paga i contributi, 1000 esempi, eccetera. Però io so che per 5 anni questa sarà la situazione economica, e ovviamente in base alle mie disponibilità, alla mia bravura, ai miei ritorni imprenditoriali posso fare, diciamo, impresa e i margini. Poi ci sono quelli che hanno più disponibilità, però io so, intanto te lo dico prima per 5 anni, poi al massimo te lo prolungo di 1 anno, però non è che faccio 5 anni, poi diventano 3, poi 1, poi lo annullo, poi non lo annullo. Questo intanto non è questione, non è serio, mette in serie difficoltà in qualunque settore, non solo quello calcistico, chi voglia fare impresa, ed è sempre stato uno degli elementi di criticità negli ultimi almeno 20 anni dell'economia italiana rispetto a altre economie, oltre al fatto che ha una burocrazia molto più lunga e farraginosa. Anni fa su Sole 24 Ore uscì un articolo che faceva vedere che quanto tempo serviva in America, Svizzera, Lussemburgo, in Italia per aprire un'azienda, una società, eccetera, e noi non vi dico quant'era, cioè 1 anno e mezzo rispetto a 1 settimana, pochi giorni, 1 mese, cioè. Quindi
prima di tutto, se voi ci fate caso, ho finito, un mese fa si aveva detto una cosa, 2 mesi fa un'altra, si sono dette 3 cose diverse e questo non va bene. A livello proprio di principio generale economico, perché mettetemi nei panni non di chi è imprenditore, che casomai si era fatto anche dei piani di rientro, calcoli, certo. non truffaldini. Nell'altro caso era un decreto sbagliato alla fonte, quindi era ora che lo cancellassimo, nel senso proprio eticamente, perché tu stai andando in un sistema che è fortemente sbilanciato nei confronti dei calciatori italiani e lo rendi ancora più sbilanciato. Ma sei folle a fare una cosa del genere, perché tu a parità di giocatori, anche uno un po' più scarso, no, mi conviene prendere quello perché intanto lo pago di meno, siccome la cosa importante sono i soldi, anche se non bisogna parlare di soldi, invece sono quelli. Quindi era un decreto che io non capivo la logica, se non quello di favorire determinate squadre che possono comprare giocatori stranieri più forti, però diciamo, quindi era sbagliato secondo me alla fonte, è stato sbagliato come è stato gestito, è sbagliato come lo togliamo e Valerio fa il video, poi dice no ma non lo togliamo, adesso lo togliamo, basta vedere il video che fece Valerio. Ma dai ragazzi, non si fa. Tra l'altro non parliamo dello stipendio di Guido Di Valeano, parliamo di stipendio che il più cretino di quelli prende milioni di euro, quindi c'è la differenza tra il divestare meno l'erario, IVA, IRPEF, cioè non è poca roba, e anche ovviamente in una società che si è fatta determinati calcoli. Quindi vedo molto disordine in questo. Dovrei approfondirlo ancora di più, già così sono stato lungo. Quindi, no, lo faremo. Però è chiarissimo. Non vedetelo da un punto di vista, quello è il risultato finale, ovviamente il giocatore che tiri bene, che ha classe, però ovviamente prima c'è un discorso di sostenibilità che poi, diciamo, il Chievo non si è potuto permettere, l'hanno radiato e se uno dovesse fare le pulci, è chiaro, noi abbiamo visto la Juve, gli stipendi, cioè, è chiaro che se tu lo stesso non ce la fai, ma quei giocatori ti puoi permettere un Rabiot, Chiesa, Pinco Pallino, quelli là, ovviamente quelli poi producono gol, assist, eccetera, e ti portano ad avere una situazione calcistica di vantaggio rispetto agli altri. Quindi poi è ovvio che quel risultato determina una squadra che ha più talento rispetto ad un'altra, no? Quindi è tutto un grande ungacchio. Grazie mille Guido, ci aggiorniamo, buon anno. Sì, una sola cosa, intanto voglio fare gli auguri a tutte le amiche belline, amici bellini, ai passanti, ai colleghi, a chi insulta, ai spazzacamini, a tutte le moderatrici, moderatori. Non so, giusto insomma per dire, se sono indeciso, poi quasi me lo dici tu, se domani o dopodomani faccio prima Oppenheimer oppure il video Pillole di un anno di cinema e poi Oppenheimer. Voglio annunciare questa cosa perché le mie 2 amiche con dovevo fare quello speciale hanno avuto un'influenza, quindi lo faremo a gennaio. Io ho appuntamento dopo l'Epifania personale, prenderò la macchina perché sto a pranzo da lui, è una cosa che riguarda voi, non che sto a pranzo da lui, perché devo andare a una mostra, dobbiamo parlare di affari nostri, di un progetto che dobbiamo fare per l'estate con quel famoso architetto che vi ho nominato, quindi preferivo dirgli certe cose dal vivo, ci siamo sentiti per gli auguri, c'è stima reciproca, lui ha detto Guido vengo tu, ho detto no vengo io, io non ci sto, lui non ci sto, ha detto dopo l'Epifania quando torniamo ci incontriamo e li incontriamo, io gli farò questa proposta perché lo voglio portare qui, voglio fare questa puntata speciale, credo che Valerio sia d'accordo, non è che sto introducendo o violando ad alto livello sulla questione stadi che sta diventando una barzelletta, quindi volevo dirti che intanto mi incontra lui personalmente e visto che poi saremo a pranzo insieme e lui mi provocò anni fa, ha detto tu devi fare un convegno, cioè, ha detto tu mi hai provocato e adesso io te lo faccio questo convegno, però tu intanto vieni da noi, quindi volevo dirvi queste 3 cose, quindi poi Valerio farò scegliere a te, Oppenheimer o Pillole di un anno di cinema. Dico pillole perché Oppenheimer, avendo perso la timeline, lo puoi sfruttare anche dopo. Sei saggio io su queste cose, però intanto la cosa più importante è gli auguri. Non vi prendete nessuna collera perché noi vi avevamo preparati in maniera molto solida e serena e quindi non avete manco più, diciamo, non solo la necessità, non potete inciampare in questa collera e passate più momenti possibili, questo è un suggerimento da un vecchietto con i capelli bianchi, con le persone chiamate
poi ci vedete qualunque sport possibile, però passate più tempo possibile, meno ascolti di persone che fomentano l'odio, quello non è bravo, tesserini, non tesserini, eccetera, e più amore, affetti, famiglia, amori. Io non dico come vedeva Renzi, amanti, cose, amore, 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 amore. Noi eravamo la città dell'amore e questo dovrebbe essere il nostro mantra, non la città del rancore. Quindi torniamo a amare, non fa niente che stiamo perdendo. Poi è una partita, invece l'amore dura per molto più che una partita. Un abbraccio a tutti. Ciao Guido Gentile, che trovate sul canale Guido Gentile Piano Sequenza, e ci ha promesso nuovi contenuti ed è molto molto interessante seguirli. Amici bellini, sì, non so se sono arrivati gli ultimi like, ve li chiedo se li volete dare, metto in ginocchio assolutamente per i like, ma è perché noi facciamo la terapia di gruppo e senza di voi veramente mi prenderei più collera che mai. E quindi un buon 2024, ma spero di riuscire a fare una scappata live per gli auguri prima ancora di salutare questo 2023 che è l'anno dello scudetto, ma è pure l'anno un pochino che si sta intristendo. Quindi io vi abbraccio, like per noi, buon Capodanno, like per noi, eccetera, eccetera. Guardate come... Allora, prima di tutto è Gills no Gills, questo è un errore mio perché leggo Gills e penso che... Gills, e cercherò di ricordare. E voglio fare questi due saluti di amici bellini nuovi o ospiti o insomma gente che viene. Non tifo Napoli, ma faccio i complimenti ad entrambi per la trasmissione, sempre analisi molto lucide, molto più equilibrati di molti personaggi in certe trasmissioni televisive, e ringrazio Orangei. E vi faccio riflettere su invece un altro messaggio: vi aspettiamo a Torino, auguri. Francesco Donadio. Vi renderete conto, no? Come questo è un messaggio educato, magari un po' sarcastico, però ci sta. L'anno scorso un tifoso del Torino che doveva aspettare il Napoli non sarebbe stato così spavaldo. Riflettiamoci su questa cosa qua, vuol dire che veramente in questo momento non facciamo paura a nessuno e serve cambiare rotta, perché così rischiamo di diventare carne macinata, la famosa carne macinata che poi ci può fare una buona bolognese. Proprio il Bologna, Tiago Motta, sigla, i like finali. Amico mio. Mario Rui che prega per noi, e Mario Rui che prega per noi Don Raffaele, Enrico Luce e Dana Manicchio non segniamo più come sbaglio. Grazie al mio amico Starving Italian, One Starving Italian, perché che generosità, che bellezza. Un abbraccio a tutti.